Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo venerdì 3 marzo per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Fra pochissimo ci collegheremo, ve lo dico già, con Refrontolo, con la nostra Daniela Sizzia, dove ieri sera, come vi abbiamo raccontato di fatto in presa diretta nel corso del nostro telegiornale di ieri sera, c'è stata una rapina in un market con la titolare ottantenne. Fra pochissimo riusciremo a collegarci. Poi parleremo di Mose, anche qui ci collegheremo con Venezia, con Filippo Fois, perché quella di oggi è una giornata importante. C'è un passaggio di consegne in corso che riguarda la gestione del sistema delle paratoie. L'inflazione ci porterà poi a Padova con Guido Barbato, le rette soprattutto degli asili paritarie, delle scuole paritarie che stanno mettendo in ginocchio tante famiglie. E ancora Vicenza, un incendio che è divampato a Sossano e tanti davvero i fatti anche per questa giornata. Iniziamo con queste immagini che arrivano dai vigili del fuoco di Treviso. Sono relative a un salvataggio che è avvenuto ieri sera poco prima delle 21:30. Siamo sulla zona, per intenderci, tra l'ospedale di Treviso e il quartiere Fiera, vicino all'entrata di Villa Carisi. È il salvataggio di un uomo di 69 anni, un senza tetto scivolato all'interno del fiume Sile. L'allarme è stato dato da una donna che dal ponte ha sentito le urla disperate dell'uomo. I vigili del fuoco, accorsi con il personale di prima partenza, si sono calati lungo la sponda riuscendo a trarre in salvo questo 69enne che era aggrappato a degli alberi, a della vegetazione a bordo della riva. L'uomo è stato così portato in superficie e preso in cura dal personale sanitario del SUEMA per le cure. Ha trascorso la notte ovviamente nel vicino ospedale al Cafoncello. Vi dicevo, un incendio è divampato a Sossano nel Vicentino in un'importante azienda tessile. Facciamo il punto. Sossano, un vasto incendio è scoppiato verso le 8 di questa mattina in un'azienda tessile della zona industriale, la Tex International di via Daniele Manin. Un'alta colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, ha destato l'allarme e sconcerto nella zona del Basso Vicentino, a ridosso dei Colli Iberici. I vigili del fuoco sono subito accorsi da Lonigo, Vicenza ed Este, complessivamente con 20 uomini, 3 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala e il carro aria. Le fiamme sono state circoscritte all'intero stabilimento, fortunatamente senza che intaccassero il vicino supermercato di generi alimentari. Non sono ancora note le cause dell'innesco, su cui stanno indagando i tecnici dei pompieri. Sul posto anche il personale dello Spisal. Vedo che la nostra Daniela Sizzia con Nicoletta Rizzetto si sta posizionando all'interno del market dove ieri sera è avvenuta la rapina. C'è con lei anche la titolare ottantenne. Fra qualche minuto davvero. Prima a Padova, dove ha davvero dell'incredibile la storia che arriva dalla provincia, dall'Alta Padovana in particolare. Una sedicenne, pensate, ha denunciato la propria madre che lo aveva schiaffeggiato dopo l'ennesima sospensione a scuola. Si è presentato dai carabinieri. Ai carabinieri che lo guardavano allibiti ha mostrato la guancia ancora arrossata. Un sedicenne si è presentato in caserma per denunciare la madre per avergli rifilato uno schiaffo dopo l'ennesima sospensione a scuola. Per avvalorare la tesi dei maltrattamenti, il minorenne ha mostrato la faccia ancora rossa. L'episodio è avvenuto nel Cittadellese. I carabinieri hanno raccolto la denuncia, scoprendo poi che il ragazzino, nonostante la giovane età, aveva già collezionato qualche denuncia per furto, porto d'armi, spaccio e ricettazione. Non era nuovo nemmeno la sospensione a scuola e la mamma, dopo l'ennesimo provvedimento del dirigente scolastico, deve aver perso la pazienza, colpendolo con uno schiaffo sonoro alla guancia. Il sedicenne così ha pensato di denunciare tutto ai carabinieri che hanno inviato le pratiche in procura. Prima di confessare i reali motivi che hanno portato la madre a dargli il ceffone, ha accampato qualche scusa parlando di incomprensioni e litigi. Poi ha confessato che il diverbio era nato dopo l'ennesima sospensione a scuola. Ora le decisioni verranno prese dalla Procura di Padova, che potrebbe archiviare il caso, ma la vicenda del giovane, visti i suoi precedenti, potrebbe essere tenuto sotto sorveglianza.
Restiamo nel Padovano, svolta nelle indagini sull'aggressione con l'acido ai danni di una donna di Sant'Elena, un piccolo comune delle Stense. 10 giorni dopo il fatto l'ex marito della signora, come vi abbiamo raccontato, ha confessato di esserne l'autore. L'uomo, 58 anni, operaio disoccupato, sabato ha confessato le sue responsabilità ai carabinieri prima e al PM Rizzo poi. Stefano Pellegrini è finito quindi ai domiciliari con controllo con braccialetto elettronico a Solesino, a casa della madre. In quel luogo dal quale per 10 giorni si era sempre proclamato innocente e dal quale aveva tentato un disperato depistaggio delle indagini. Nel frattempo aveva anche posto in essere una condotta, diciamo, volta un po' a sviare le indagini sul suo conto. Aveva anche riferito del rinvenimento di alcuni scritti, uno sulla sua autovettura, l'altro sulla cassetta delle lettere della sua abitazione che facevano riferimento a responsabilità di terzi. Contro la ex moglie, la sera del 16 febbraio avrebbe usato dell'acido muriatico da lui comperato. La donna ha una prognosi di 2 mesi per delle abrasioni all'occhio. Pellegrini è perciò indagato per tentate lesioni personali permanenti al viso e solo per questo reato rischia dagli 8 ai 14 anni di carcere. È accusato anche di stalking e dello scippo dello smartphone della ex moglie. Quella sera glielo aveva strappato di mano e fatto sparire. Ha fatto anche ritrovare lo smartphone che era stato sottratto alla vittima durante le fasi dell'aggressione ed è stato poi su sua indicazione rinvenuto in un fossato poco distante dal luogo dell'aggressione. Tutto ciò perché a Natale la ex moglie gli aveva detto di avere una nuova relazione affettiva. Dalle indagini è emerso che nel 2019 la vittima aveva presentato 2 distinte denunce per percosse e minacce, mentre a gennaio le si era incendiata la macchina. Questo è un evento al momento sul quale non commentiamo. E in paese la notizia fa discutere, fa riflettere, ma c'è anche un grande sollievo, così il primo cittadino. Confermo che è un sollievo da un certo punto di vista che l'aggressore sia stato determinato e trovato dalle forze dell'ordine, che ringrazio per il lavoro che hanno fatto e che stanno facendo, sempre con molta discrezione ma con molta efficacia. Mi dispiace moltissimo di ciò che è successo perché fondamentalmente non è piacevole per nessuno, insomma, ricevere un gesto del genere. Insomma. Il sindaco di Sant'Elena dice di non conoscere personalmente né la vittima né l'aggressore, un ex operaio metalmeccanico da tempo disoccupato. Opportunità, io le dico che ce ne sono costantemente, il lavoro secondo me ce n'è, ovviamente si deve adattarsi un po' allo spirito dell'azienda o del mondo del lavoro di oggi, che magari non è sicuramente lo stesso di 50 anni fa, ma secondo me il lavoro ce n'è. Di altre persone a casa ce ne sono, ma non mi sembra che facciano tutti lo stesso gesto. Quindi molto probabilmente è un insieme di concause. Così il sindaco di Sant'Elena nel Padovano, ma vedo che è pronta per noi la nostra Francesca Bozza, che si trova all'esterno del Tribunale del Palazzo di Giustizia di Treviso, dove è tuttora in corso la seconda udienza nel processo sul caso Battistetti, Mattia Battistetti, il giovane 23enne di Montebelluna morto in un cantiere mentre stava lavorando nell'aprile del 2021. Anche questa mattina è scattata la mobilitazione di associazioni, sindacati che di fatto sì stanno supportando la famiglia Battistetti, ma stanno portando avanti anche una battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma ci racconta tutto la nostra Francesca Bozza. Buongiorno Francesca. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo fuori dal Tribunale di Treviso dove è in corso il sit-in, mentre all'interno l'udienza, la seconda udienza per il processo per la morte di Mattia Battistetti. Nel corso di questa seconda udienza preliminare, un'udienza tecnica, i legali della difesa hanno presentato una
serie di eccezioni sulla costituzione delle parti civili, in particolare per CGIL, CISL, AMIL e l'associazione Mendez. Ma come detto fuori, come era già accaduto lo scorso 26 gennaio per la prima udienza, il sit-in. Un sit-in per stare vicino alla famiglia di Mattia Battistetti. In aula c'erano la mamma, la sorella, il papà, la nonna e tanti amici. Amici che ci sono qui, ma non solo, c'è anche il mondo del lavoro, perché insieme ad una giustizia per Mattia si chiede che non ci siano più morti sul lavoro. Insieme a me Christian della Fillea Treviso, buongiorno. E Marco Nardini della Fillea Bolzano, da Bolzano fino a qui a Treviso, per chiedere che non ci siano più morti sul lavoro. Non è possibile uscire per andare a lavorare e non tornare più a casa. Non è previsto nel nostro contratto morire sul posto di lavoro. Purtroppo ci sono troppi morti sul lavoro dovuti al fatto che non si rispettano le norme di sicurezza. Noi abbiamo depositato ormai da anni una cosa all'interno del Parlamento che non è mai passata, cioè l'omicidio e reato sui morti sul lavoro. Questo purtroppo sia sul governo di centrosinistra che il governo di centrodestra, collegato con il decreto 81, non è mai passato. E ne vediamo poi anche le conseguenze sui posti di lavoro. Si parla di formazione, ma poi diventa anche un sistema per fare purtroppo economia. La formazione dovrebbe essere fatta attraverso anche delle sanzioni alle imprese. Cristian Dalla Pozza, voi dal primo giorno siete accanto alla famiglia Battistetti, continuate ad essere qui anche oggi per chiedere giustizia, come riporta anche il cartello che lei porta al collo. Sì, chiaramente innanzitutto giustizia per tutte le morti che accadono nei luoghi di lavoro e, come diceva prima il collega, non devono accadere. Per far sì che non accadano più, o comunque dobbiamo ridurre il fenomeno, bisogna aumentare la formazione di tutte le maestranze, quindi imprenditori, imprese e lavoratori. La formazione deve essere formazione continua che debba coinvolgere, secondo me, tutti quanti, perché sono state inasprite le pene per quanto riguardano gli infortuni e gli incidenti sul lavoro. Però abbiamo visto che questo non basta perché anche se io inasprisco la pena, comunque dall'altra parte c'è una persona che muore. Quindi noi diciamo che oltre a questo bisogna aumentare la formazione deve essere continua, deve esserci per tutte le maestranze, in maniera tale che all'interno dei luoghi di lavoro, tra lavoratori, tra impresa e lavoratori, non accadano più infortuni, soprattutto mortali in questo caso. Continuerete ad essere accanto alla famiglia Battistetti anche alle prossime udienze? Beh sì, perché la CGIL, come diceva prima, si è costituita parte civile in questo processo, chiaramente perché deve essere il simbolo di tutti i morti sul lavoro, non solamente per quanto riguarda la vicenda di Mattia Battistetti, perché chiaramente noi rappresentiamo tutti i lavoratori. Grazie a Cristian Dalla Pozza, Fillea Treviso, grazie a Fillea Bolzano. Naturalmente poi vi aggiorneremo su questa seconda udienza preliminare nel processo per la morte di Mattia Battistetti. La linea può tornare allo studio. Francesca, grazie davvero a te e ai tuoi ospiti. Chiaramente ci aggiorniamo nel corso di questa prima edizione per capire quali sono poi le determinazioni di giornata del GUP, il giudice per l'udienza preliminare. E noi ci spostiamo adesso a Venezia. Vi avevo detto prima, oggi è una giornata importante, quella di oggi è una giornata importante per il Mose. C'è in corso un passaggio di consegne dall'esercito al consorzio Venezia Nuova, che riguarda il sistema di gestione delle paratoie, ma lo vedo pronto, lo saluto e lo ringrazio, il nostro Filippo Fois con Sandro Ponchio dalla Control Room di Venezia, del Mose. Buongiorno Filippo. Buongiorno dal Lido di Venezia, ci troviamo nella Smart Control Room del Mose perché oggi è avvenuto un passaggio di consegne importanti, vale a dire dall'esercito italiano al Consorzio Venezia Nuova, che da oggi gestirà il ponte radio che attiva tutte le paratoie che si sollevano in caso di acqua alta. Accanto a me intanto il generale Scala, che ha gestito questi primi 3 anni di attività del Mose. Che bilancio potete fare di questa esperienza?
Ma guardi, i risultati parlano da soli, è sicuramente un risultato virtuoso e non virtuale. Abbiamo operato tra l'altro in un periodo di particolare criticità. L'intervento è iniziato nei primi mesi del 2020, quindi in piena pandemia, e oggi ci troviamo con un sistema particolarmente efficiente e funzionante che già dal 3 ottobre del 2020 stesso ha permesso l'innalzamento delle paratie, quindi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E qual è stato il momento più difficile, se c'è stato? Ma guardi, il momento più difficile è come sempre il momento del progetto, il momento in cui ci si approccia a quella che è una realtà nuova, ad una attività che è in questo caso al di fuori di quelle che sono le competenze quotidiane della Forza Armata. Momento del progetto che è stato affrontato con la consueta competenza e poi il tutto è venuto di conseguenza. Gli apparati sono stati acquistati, sono stati implementati e appunto dai primi mesi del 2020 abbiamo messo in funzione un sistema particolarmente complesso che consente la gestione di tutte le paratie del Mose. Grazie generale. Elisabetta Spizza, il commissario straordinario del Mose. Lei ha ripercorso poco fa anche le tappe salienti di quello che è stata l'inaugurazione, le prime prove del Mose. Sono stati circa 100 sollevamenti, di cui 45 per acqua alta effettiva, se non mi ricordo male. Allora, sono 45 per acqua alta e 100, ulteriori 100 per tutte le prove di funzionamento del Mose, perché noi in questo periodo abbiamo anticipato la fase di avviamento del Mose, funziona già da 3 stagioni, e quindi tutte le prove necessarie per portare il Mose a regime le abbiamo fatte in questo periodo, quindi 100 volte abbiamo sollevato per fare prove di funzionamento e rendere il sistema efficiente. Io ricordo a tutti noi che la prima volta che noi abbiamo sollevato il Mose abbiamo impiegato 92 minuti a sollevarlo, oggi ne impieghiamo 30, quindi queste 100 prove sono state più che utili per far funzionare in maniera sempre più efficiente il Mose e anche ridurne i costi di gestione. Se non ero, sono 78 paratoie, nel luogo in cui ci troviamo noi, che è la bocca di Porto del Lido, sono 41 addirittura. Allora, qui ne abbiamo 2 barriere, quindi abbiamo 3 porti e San Nicolò. Ogni barriera, diciamo la media delle barriere è 20 paratoie per barriera. 18, sono 40 diciamo, qua sì. Perché siamo in un'isola artificiale. Sì, esatto, che la divide in 2, ha ragione, confermo. Senta, che ruolo ha giocato l'esercito in questo processo? Perché hanno portato anche tutte le apparecchiature che adesso lasceranno qui in gestione. Allora, qual è il ruolo dell'esercito? Il ruolo dell'esercito è stato che ha risolto un problema in 3 mesi. E questo attiene alla grande capacità di collaborazione che hanno le diverse articolazioni dello Stato. Io ho chiamato il dottor Andreoli e gli ho detto aiutami, e in 3 mesi loro ci hanno risolto il problema. Poi abbiamo firmato accordi, messo a punto tutto quello che era necessario da un punto di vista amministrativo, ma prima il ponte radio già c'era. È stato fatto in 3 mesi e questo è un risultato straordinario a favore della laguna e della città. Allora andiamo subito dal dottor Andreoli, poi arrivo anche da lei Miani, perché lei è presidente di Difesa Servizi, che è un nuovo soggetto, possiamo dire che è nato da pochi anni. Di che cosa si occupa? Difesa Servizi è nato da 12 anni, io sono il direttore generale ed è una SPA 100% Ministero Difesa, creata nel 2011 proprio per consentire alle forze armate e al mondo difesa di avere un dialogo più coerente e più immediato con il mondo civile. Noi siamo nati per valorizzare tutti gli asset e le competenze militari. Diciamo che in questo caso risolvete problemi dei civili, in questo caso, nel senso che siete arrivati qui e avete dato il know-how e anche tutta l'apparecchiatura per poterlo portare avanti. Allora, noi siamo una società pubblica, quindi siamo un'articolazione dello Stato a tutti gli effetti, non risolviamo i problemi dei civili, noi risolviamo i problemi, o meglio, aiutiamo a risolvere i problemi del Paese. In quanto società pubblica abbiamo questo incipit e lo svolgiamo col massimo delle nostre forze e a quanto pare anche con qualche risultato. Non intendevo in questo caso i civili, perché alla fine adesso è avvenuto il passaggio. Qui abbiamo il dottor Miani che è appunto del consorzio Venezia Nuova. Da oggi siete voi che azionerete il pulsante.
Sì, siamo noi e abbiamo fatto anche una formazione specifica per i nostri dipendenti con appunto i militari dell'esercito che l'hanno fatto sino ad oggi. Insomma, è giusto che oggi sia il Consorzio a prendere in mano anche questa attività in previsione della conclusione sostanzialmente dei lavori che speriamo possa avvenire entro quest'anno. Perché noi siamo ancora in una fase sperimentale, diciamo che per settembre di quest'anno che dovrebbe entrare a pieno regime il MOSE. Siamo in una fase sperimentale perché ancora manca qualcosa da concludere e noi abbiamo, insomma, nel nostro cronoprogramma prevediamo di concludere le 2 conche di navigazione che sono molto importanti ovviamente per il traffico delle navi e dei pescherecci entro la prossima stagione autunnale e entro l'anno concludere quel poco che manca ancora per la parte MOSE. Poi ci sarà tutto un lavoro di ripristini, di lavori di compensazione ambientale che durerà qualche anno in più. Comunque il grosso è fatto, diciamo, poi abbiamo visto spesso e tante volte, anzi sempre praticamente la città all'asciutto. Io direi che per ora da Lido è tutto, ringrazio i nostri ospiti per la loro cortesia e restituisco la linea allo studio. Filippo, grazie davvero a te e Sandro Ponchio, una giornata davvero importante, lo dicevamo, per il MOSE, quindi per tutta la laguna veneta. E c'è un aggiornamento proprio dal veneziano in terraferma, paura mestra, accoltellamento alle 4 del mattino nei giardini di Via Piave, giovane ricoverato in ospedale. Questa è l'apertura del Gazzettino.it che parla appunto di un accoltellamento alle 4 del mattino ai giardinetti, un giovane è ricoverato in ospedale, paura quindi stamane. A Mestre, intorno alle 4 del mattino, c'è stato l'ennesimo accoltellamento nei giardini di Via Piave. Protagonisti 2 ragazzi africani sotto i 30 anni, un romeno e un nigeriano. Uno dei 2 ha ricevuto diverse coltellate ed è stato ricoverato in ospedale. L'altro è stato arrestato. Ovviamente i dettagli stanno confluendo in questi minuti, ma come sapete da giorni, da settimane, da mesi verrebbe da dire, la sicurezza a Mestre e in tutto l'Interland è al centro di un forte dibattito. Solo nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato la marcia di migliaia di mestrini e non solo contro il fenomeno delle spaccate. E a proposito di spaccate e di furti ci spostiamo nel Padovano, dove 2 napoletani sono stati arrestati per aver rapinato un anziano fingendosi venditori di frutta e verdura. Hanno adescato la loro preda fingendo di volergli vendere della frutta, ma era solo un pretesto per poterlo rapinare dei soldi. La vittima è un 73enne che ieri a Rubano è stato derubato del portafoglio da 2 napoletani di 33 e 46 anni che a bordo di un furgoncino allestito per la vendita di ortaggi hanno avvicinato l'anziano, lo hanno distratto e poi gli hanno sottratto 350 euro. Quando l'uomo si è accorto ha cercato di bloccare i 2 malviventi che erano subito risaliti a bordo del mezzo per scappare. Si è aggrappato alla portiera nel tentativo di fermarli, ma poi ha dovuto desistere. Sotto shock il 73enne non si è dato per vinto, ha allertato i carabinieri fornendo un identikit e la descrizione del furgone. Sono subito scattate le ricerche. In corso Australia il mezzo è stato intercettato. Dopo un inseguimento i 2 napoletani, risultati già essere noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri e trasferiti in cella al 2 Palazzi. Rimaniamo a Padova, nel Padovano per l'attualità. C'è la cronaca, ma c'è l'attualità e c'è il disagio di tante famiglie, l'inflazione che continua a mordere nonostante ci sia stato un calo dei prezzi, soprattutto legati al mercato energetico. È in arrivo una nuova stangata per centinaia, migliaia di famiglie che portano i figli nelle scuole paritarie. Ce ne parla, lo vedo collegato, il nostro Guido Barbato. Buongiorno Guido. Buongiorno da Padova, da Piazzale Pontecorvo, chiesa di San Prosdocimo, alle nostre spalle la annessa scuola materna parrocchiale. Siamo in compagnia di Mirko Cecchinato anche quest'oggi. Buongiorno Mirko. Buongiorno a voi, grazie. Perché con Mirko Cecchinato, che è il presidente della FISM provinciale di Padova, ovvero la Federazione Italiana Scuole Materne, siamo a toccare nuovamente l'argomento del secondo rincaro nel corso dell'anno scolastico 22-23 delle rette delle famiglie, dei bambini che frequentano le scuole materne parrocchiali. In provincia di Padova sono ben 190, quindi un numero considerevole, e ospitano e educano 18.000
bambini e bambine, tra bambini e bambine. Beh, un secondo momento cecchinato motivato da cosa? Secondo momento motivato da una programmazione che avevamo fatto già a novembre, consigliando alle scuole di suddividere questi 20 euro che avevamo calcolato come aumento della retta media mensile per l'aumento delle bollette, un primo aumento a novembre e un secondo aumento a marzo. Nel frattempo è subentrato anche il rinnovo del contratto del personale. Ha già inciso sulle rette? Ha già cominciato a incidere, anche perché nel mese di settembre c'è stato il welfare e quindi ogni scuola ha potuto organizzarsi in questo modo per il personale, ma dal 1° di marzo abbiamo firmato la firma definitiva del contratto e quindi dal 1° di marzo ci aspettiamo questi aumenti. Era un contratto fermo dal 2018, per cui era comunque indispensabile andare a rinnovarlo. E di quanto si può stimare questo secondo? Possiamo stimare anche qua un'incidenza di circa 20 euro a bambino. Diciamo che a regime, fra aumento delle bollette e aumento contrattuale, si viaggia intorno ai 40 euro a bambino, 40 euro mese bambino. Ecco, in un periodo in cui le nostre famiglie, tutti noi insomma, sopportiamo un'inflazione piuttosto alta, è arrivato un aumento inevitabile, insomma, quello del contratto di lavoro dopo 5 anni di attesa non poteva essere evitato. Paghiamo nuovamente, insomma, un po' tutti, genitori, figli, nonni, le rette aumentate per il caro bollette. La soluzione dov'è, Cecchinato? Beh, allora intanto dobbiamo dire che molte scuole si sono organizzate dove era possibile per economie di bilancio, hanno un po', diciamo, hanno introitato questo aumento e quindi hanno ridotto l'aumento per le famiglie. Non tutte hanno applicato questo aumento. Noi a Padova siamo con una retta media di 175-180 euro mese, mentre in certe altre province si viaggia attorno anche ai 220-230, e dopo dobbiamo assolutamente insistere con la fiscalità locale. I nostri genitori pagano 2 volte la scuola, la pagano sia nella fiscalità generale sia nella poter scegliere, e in alcuni casi non si può scegliere, perché ricordo sempre che più del 66% delle scuole, dell'offerta formativa per l'infanzia è offerto dalle scuole paritarie. A chi vi appellate? Perché, o meglio, visto che voi rappresentate non solo le scuole ma ovviamente anche i genitori, perché lei ha citato ovviamente gli enti locali. Beh, noi stiamo facendo un grosso lavoro con il nuovo governo, con la nuova finanziaria, siamo riusciti a far appostare delle cifre importanti ma non sufficienti, per cui noi oggi però dobbiamo fare un patto con il territorio. Togliere la scuola all'infanzia, chiudere la scuola all'infanzia vuol dire togliere educazione ai bambini, e qui dovremmo confrontarci con le amministrazioni locali attraverso una chiamata alle armi, chiamiamolo come vogliamo, degli stati generali che vogliamo organizzare velocemente per sensibilizzare le amministrazioni. Servono quindi contributi per le scuole paritarie. Ringraziamo Mirko Cecchinato, ricordo presidente provinciale della FISM di Padova, e restituirei la linea allo studio. Grazie Guido. Adesso noi andiamo subito, ve lo avevo detto in apertura, è uno dei fatti del giorno. Ieri sera, praticamente in presa diretta nel corso del nostro telegiornale, vi abbiamo parlato di una rapina in un market di Refrontolo. Ebbene, a Refrontolo, in questo market, c'è la nostra Daniela Sizzia con Nicoletta Rizzetto, accanto a loro c'è la titolare. Daniela, buongiorno, raccontaci tutto. Buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo nel negozio di elementari qui a Refrontolo, dove ieri 2 persone travisate, armate con una pistola, hanno fatto irruzione e minacciando la titolare, che è qua con me, la signora Eddy, ed una dipendente, si sono fatti dare i soldi della cassa più i soldi che aveva nella borsa. Si parla di circa 1.000 euro. Signora, più di 1.000 euro? Sì, dai, diciamo 1.000, 1.200, non so di preciso, 1.500, non so, perché come facciamo a... Certo. Che cosa è successo quindi? Niente, abbiamo visto questi 2 sulla porta, al momento abbiamo pensato uno scherzo, però quando hanno aperto la porta che ci hanno detto questa è una rapina, allora non era più uno scherzo, abbiamo capito e abbiamo lasciato fare quello che volevano, si sono presi i soldi. E dopo volevano la borsa dei soldi, io le ho detto solo ma che borsa dei soldi? Si è un po', come si può dire, arrabbiato, e mi ha detto la borsa dei soldi, me l'ha detto in un modo un po' più... Allora sono andata dove ho la borsa, l'ho presa, lui mi è venuto dietro con la pistola sempre puntata verso me, e io ho preso la borsa e l'ho aperta e le ho detto solo no, non i documenti, perché altrimenti si è preso tutti i soldi che c'erano nel portamonete e dopo sono usciti. Ecco, vi hanno puntato la pistola? Sì, l'avevano sempre in mano. Quanta paura, signora? Tanta.
non si può quantificare, ma tanta. Lei ci ha detto, insomma, mi fa quasi pensare di non voler tornare qui. No, non so, ho detto vediamo adesso come vanno le cose, al momento si resta un po' scioccati, non è facile, anche perché la mia età, insomma, non sono più una ragazzina. Ecco, prima però era entrata anche una signora. Prima è entrata una signora che io non ho visto, però la ragazza che era qua l'ha servita e ha detto che aveva come un po' di fretta. Allora le ha chiesto cosa voleva, ha preso un pacchetto di sigarette e un gratta e vinci da 2 e dopo è uscita e dopo abbiamo finito di servire i 2 signori che erano qua. Quando sono usciti dopo un attimo ci siamo visti questi 2 sulla porta. Quindi insomma una complice che era entrata per vedere com'era la situazione. Il signore che ha le telecamere ha detto che ha visto che prima era uscita una signora da questa macchina e era entrata qua. Un signore pensavamo, ma la ragazza ha detto che è una signora, insomma. Dover tornare il giorno dopo, qui, in questo, quello che è il suo negozio. Sono venuta giù anche tranquilla, perché ho detto tanto adesso stamattina non saranno mica là che mi aspettano. Sono venuta giù un po' più tardi e qua, sono ancora qua. E si va avanti? E si va avanti intanto, dai, dopo vediamo. Prima volta che accade una cosa del genere? Sì, proprio così, sì. Sì, una volta era entrato un ragazzino col coltello, si è preso 200-300 euro, non ha preso tutti i soldi che c'erano in cassa. E dopo mi hanno portato io il portamonete 2 volte che avevo là, di là. Una volta non abbiamo visto, una volta sì, erano 3 ragazzi e 2 hanno tenuto lei in chiacchiera, gli chiedevano di cosa era fatto il pomodoro, sì. E l'altro che era qua, no, aveva chiesto a me del pane, ho detto il pane è là in fondo, ma sono andata fino nell'attimo che io sono andata là, l'altra che era qua è andata dentro, mi ha preso il portamonete dalla borsa. Bisogna stare attenti tantissimo, purtroppo. Tantissimo. Allora la borsa non la tengo più sulla scala, ma la metto dentro, ma se te la chiedono gliela devi dare, non ci sono altre vie. Qui da Refrontolo è davvero tutto, restituisco la linea allo studio. Daniela, grazie davvero, grazie a te Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, grazie soprattutto alla signora Edda, titolare di questo market, lo ricordo, 81 anni, questa mattina si è ripresentata nonostante tutto al lavoro. Qui con me il sindaco di Serena del Grappa, Dario Scopella. Buongiorno sindaco, grazie perché è la prima volta che viene fisicamente in studio. Io vorrei un commento a caldo perché è una vicenda dura. Una signora di 80 anni rapinata nel proprio market e sappiamo quanto è difficile tenere aperti, soprattutto in determinati comuni, certi ambienti, insomma, che reagisce così. Beh, innanzitutto fortunatamente la signora ha il coraggio di ricominciare, di tornare a lavorare, questa è una cosa davvero importante. Purtroppo sono episodi che ci stiamo abituando anche a sentire, ad esempio anche nella provincia di Belluno alcuni mesi fa è successo a Ponte nelle Alpi. Questo credo perché manchi purtroppo abbastanza personale dalle forze dell'ordine che spesso lamentano appunto una carenza nell'organico. Credo che attraverso un maggiore controllo del territorio si possa cercare di andare a risolvere situazioni di questo tipo e anche attraverso l'implementazione di videosorveglianza che possa andare ad intercettare soprattutto quella malvivenza che fa, diciamo, il mordi e fuggi e passa attraverso da una provincia all'altra, e quindi vi è la necessità di investire sia in termini di forze umane sia anche in termini di videosorveglianza. Io vi ricordo ancora la notizia che in questo momento sta popolando tutti i siti web, questo è il Gazzettino.it, l'accoltellamento di cui vi ho parlato poco fa alle 4 del mattino nei giardini di Via Piava, ancora una volta a Mestre. Un giovane ricoverato in ospedale, c'è stata questa aggressione, questa rissa, lo capiremo, tra stranieri. Sappiamo quanto sia delicata la situazione a Mestre, soprattutto in questo periodo. Noi siamo pronti a collegarci anche con Bassano per ritornare a parlare di Tommaso Fabris, quel giovane di 17 anni morto a causa di una meningite. Poi andremo a Lamon e ancora faremo il punto di influenza e Covid. Proprio sul fronte dell'influenza in questi giorni si sta registrando di fatto un picco. Tutto questo dopo la pubblicità. A fra poco.
Di nuovo in diretta per raccontarvi questo venerdì 3 marzo a Nord-Est. Abbiamo iniziato con Treviso, con il processo sul caso di Mattia Battistetti, il sit-in che è ancora in corso davanti al Tribunale per chiedere chiarezza, giustizia su questa morte sul lavoro e ancora la rapina di Refrontolo. Siamo stati poi a Padova per parlare di inflazione, caro bolletta, e a Venezia il Mose, questo passaggio di consegne tra l'esercito e il consorzio Venezia Nuova per la gestione del sistema delle paratoie. Ora però dalla regia Alessandro Granziere e Francesca Pezzo, che ringrazio, mi dicono che è pronto il collegamento con Vanessa Banzato da Bassano del Grappa. Bassano del Grappa, comunità sconvolta insieme a quelle di Tezze sul Brenta e Riese Pio X per la morte di Tommaso Fabris, il giovane sportivo, giocatore di basket, morto a causa di una meningite. Ma ci racconta tutto da Bassano Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa. Sì, buongiorno. Ci troviamo proprio all'esterno del cortile del liceo scientifico Jacopo da Ponte, qui a Bassano del Grappa, la scuola che frequentava Tommaso Fabris, il 17enne stroncato da una meningite fulminante. Grazie Tommy, ti vogliamo bene. Sono solo alcuni degli striscioni che si vedono proprio, che hanno voluto realizzare tra l'altro gli stessi compagni di classe di Tommaso. Si è conclusa una veglia, una cerimonia per ricordare l'amico, il compagno, il fratello, come è stato definito in tante occasioni Tommaso Fabris, e tutta la scuola si è riunita proprio nel cortile e chiederei al proposito alla regia di mandare le immagini che abbiamo girato di questo momento toccante, questo momento commovente che ha visto tutti i ragazzi e le ragazze stretti per ricordare davvero Tommaso. Un momento particolarmente intenso, quando anche sono stati fatti volare in cielo palloncini azzurri per ricordare il giovanissimo campione di basket. Il preside, il dirigente del liceo scientifico Jacopo da Ponte, Mario Tedesco, ha preso la parola e ha detto dobbiamo ringraziare Tommaso perché era un ragazzo impegnato, un ragazzo buono, un ragazzo da cui dobbiamo prendere esempio per l'ordine, la disciplina, ma anche la bontà d'animo. Parole che hanno toccato davvero i cuori sia dei giovani che dei professori. È stato un momento particolarmente intenso, dicevo, che ha coinvolto un'intera comunità. Le novità adesso ci sono, il funerale si terrà lunedì prossimo al pomeriggio, adesso l'orario è ancora in via di definizione al Pala 2 perché è atteso un gran numero di persone. Ci saranno i compagni di scuola, ma ci saranno i compagni del basket, sia dell'Orange 1 dove tra l'altro era stato anche capitano Tommaso, ma che anche della squadra di Riese Pio X dove giocava negli ultimi tempi. Arriveranno anche dei compagni di squadra dall'Abruzzo dove gioca il fratello Alessio. Insomma, ci sarà davvero tantissima gente che si riunirà al Pala 2 per dare l'ultimo saluto a Tommaso. Momenti musicali sono stati oggi, tra l'altro oggi è la giornata in cui si realizza, viene appunto effettuata l'autopsia sul corpo di Tommaso per capire e valutare insomma se tutte le procedure sono state eseguite in maniera corretta e già in serata dovrebbe essere dato il nulla osta per la sepoltura di Tommaso Fabris. Per il momento è tutto, io ricevo la linea allo studio. Grazie davvero Vanessa Banzato. Chiaramente una settimana molto dolorosa per chi ha conosciuto questo giovane 17enne e tra l'altro una settimana anche complicata perché come sapete c'è stata una profilassi che ha riguardato centinaia di persone, circa 300 tra contatti stretti, giocatori, compagni di squadra e compagni di classe. Anche questo un evento scioccante. Sindaco Scopel, quando accadono queste cose le comunità sono sempre attonite.
Sì, sono diciamo dei momenti in cui naturalmente la famiglia vive un momento straziante, gli amici, i compagni di classe. Ecco che in questo caso la comunità può fare la differenza per dare sostegno, per fare in modo che un momento così duro possa in qualche maniera essere attenuato grazie all'amore, insomma, di chi è vicino. L'importanza del lavoro poi degli organi competenti per fare in modo che la profilassi e tutto quello che deve essere fatto per fare in modo che questo, diciamo, non accada poi ulteriormente è un'altra di quelle cose importanti, e ringrazio appunto tutta la struttura medica che si mette in campo per cercare di fare in modo che la situazione possa essere gestita al meglio, almeno per fare in modo che non ci siano ulteriori casi. Allora, vi posso dare un aggiornamento. Se ci state seguendo fin dall'inizio il processo del caso di Mattia Battistetti, ci siamo collegati con la nostra Francesca Bozza praticamente all'inizio di questa prima edizione. Avete visto il sit-in e il processo relativo all'incidente letale sul lavoro dell'aprile 2021 in via Magellano a Montebelluna, dove morì per l'appunto Mattia Battistetti, 23 anni. Mi dice appunto Francesca Bozza che l'udienza oggi si è conclusa, si ritrova in aula praticamente il 3 maggio in Camera di Consiglio a porte chiuse. Francesca Bozza, che è riuscita anche a intercettare il legale della famiglia di Mattia Battistetti, Francesco Sernaglia. Vi faccio sentire praticamente in presa diretta le sue dichiarazioni. Sentiamo Sernaglia. Per il suo iter normale, non è accaduto assolutamente niente di particolare, di rilevante, e abbiamo semplicemente una prossima udienza fissata per il proseguo. Le parti civili, in particolare la famiglia, è stata ammessa se non c'è stata neanche un'eccezione da parte di controparte, quindi non abbiamo avuto nessuna discussione. Sui sindacati c'è stata discussione, ma sono stati ammessi tutti, meno un'associazione di Bologna, e quindi il processo prosegue esattamente come deve proseguire. Non abbiamo nessuna novità e nemmeno nessun dato tecnico nuovo sul quale fare approfondimenti. Il prossimo 3 maggio cosa accadrà, avvocato? C'è la discussione sul contenuto delle eccezioni e delle istanze delle parti in udienza preliminare, quindi la prossima sarà l'udienza di discussione. Anche per l'incidente probatorio? Probabilmente sì, anzi sicuramente sì. Prepareremo anche noi. Arrivederci. Grazie. Incidente probatorio che riguarda di fatto questo, ve lo mostro. Francesca Bozza mi sta inviando del materiale, eccolo qua. Possiamo vederlo. Questo è un prototipo ovviamente del gancio della gru che quella maledetta mattina di fine aprile del 2021 si sfaldò in qualche modo, permettendo a un carico di 15 quintali di impalcature di cadere sul povero Battistetti, sul povero Mattia Battistetti. Quindi questo gancio è molto importante ai fini proprio del processo e del proseguo di questa vicenda che, come sapete, ormai è diventata un vero e proprio caso nazionale, anche per la mobilitazione che ne è seguita. Tra l'altro ti chiedo, Alessandro, se è possibile, so che non si vede ma lo mostro brevemente, questo è il libro uscito da poche settimane, è un dialogo tra la mamma di Mattia Battistetti e Mattia, è un libro molto bello, molto toccante, che va proprio nel cuore delle dinamiche che si aprono quando succedono questi fatti traumatici per le comunità ma anche per le famiglie. Quindi si ritorna in aula per il caso Battistetti il 3 maggio prossimo. Continua il nostro viaggio attraverso il nord-est. Oggi sono ritornati a trovarsi, a scendere in piazza anche i ragazzi del Fridays for Future, il movimento ambientalista che è stato fondato da Greta Thunberg. Quindi vi mostriamo questa manifestazione relativa a Padova. Eccola.
Dalla stazione lungo le strade della città in 600 hanno preso parte alla manifestazione contro la crisi climatica che ha riportato in piazza a Padova, come in altre 50 città d'Italia, gli attivisti del movimento Friday for Future. Per chiedere giustizia climatica e sociale. Oggi siamo in piazza come studenti universitari per ribadire che anche noi ci battiamo per la giustizia climatica. L'Università di Padova è un'università che si fregia di essere sostenibile quando in realtà ha in atto degli accordi con Intesa San Paolo, con Eni, che sono delle aziende che devastano tutti i nostri territori, quindi oggi siamo qui per portare queste istanze. La lotta ai cambiamenti climatici parte dai temi di attualità cittadina. Tra i partecipanti alla manifestazione tanti rappresentanti dei comitati, come quello contro la quarta linea dell'inceneritore e contro l'ampliamento di un magazzino alimentare in zona industriale. Alto anche il tema della mancanza di alloggi per gli studenti. Vogliamo appunto riutilizzare gli edifici sfitti, gli edifici abbandonati. Ci sono appunto oltre 70 edifici che sono del tutto abbandonati e che un IPD potrebbe riutilizzare. Invece continua a cementificare e a proporre, dare contributi per residenze di lusso. Con le tute bianche e gli striscioni colorati, i manifestanti sono entrati anche in un cantiere sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia, accendendo un fumogeno. Nella notte anche un blitz anonimo in una ventina di scuole della città. Questa mattina infatti gli studenti hanno trovato gli ingressi chiusi con i lucchetti. Sindaco Scopella, cosa ne pensa di questo movimento? Credo che il tema ambientale, il tema della sostenibilità sia un'emergenza attorno al quale tutti dobbiamo lavorare. Il PNRR ha stanziato delle risorse importanti che devono essere messe in campo soprattutto per la transizione energetica e anche per il risparmio energetico. C'è poi naturalmente da dire anche che vi è la necessità di un equilibrio in questa transizione energetica, perché attorno a questo ci sono anche aziende, c'è anche la questione socio-economica che può in qualche maniera subire dei disequilibri, per cui sono diverse tematiche che devono avere comunque come unico obiettivo quello di arrivare a fare in modo che questo pianeta possa continuare a sopravvivere. È un tema molto articolato. È molto articolato, tra l'altro questa mattina a Belluno se ne parla, mi pare nella sede della Lega con il sottosegretario Ostellari, soprattutto relativamente al tema dello stop ai diesel e alla benzina a partire dal 2035, anche questo è un aspetto. Certo, anche in questo caso vi è certamente la necessità di andare a trovare fonti che possano essere sostenibili e diciamo verdi. Vi è però anche la necessità, come dicevo prima, di garantire comunque in questa transizione il fatto che un'industria che lavora attraverso i motori endotermici possa continuare a dare posti di lavoro, possa continuare a dare stipendi alle famiglie e possa avere il tempo di avere questa transizione. E c'è anche da dire che su questo c'è una questione mondiale. Non possiamo certo, l'abbiamo visto anche con il Covid, essere in qualche maniera succubi di un'altra nazione che in qualche maniera è l'unica che può fornire ad esempio le batterie. Per cui c'è da avere un equilibrio nel trovare una soluzione in maniera tale che l'Europa possa essere anche autonoma dal punto di vista di componentistica per questi nuovi veicoli. E noi ritorniamo alla cronaca, ritorniamo nel Trevigiano per parlarvi di una casa totalmente abusiva, allacciata illegalmente alla rete elettrica, con davanti una discarica a cielo aperto. Carabinieri e polizia locale di Villorba hanno fatto irruzione. I carabinieri con il supporto della polizia locale di Villorba si sono presentati di fronte ai cancelli della proprietà. Davanti ai loro occhi una discarica a cielo aperto, autovetture fuori uso parzialmente smontate. All'interno del vano motore delle stesse vetture erano presenti tracce di oli minerali esausti potenzialmente in grado di cagionare un danno al suolo e al sottosuolo, considerato che l'area sottostante non risultava pavimentata. Ed ancora numerosi rottami ferrosi, un motociclo abbandonato, materiale in lana di vetro, vasche in ferro contenenti blocchi, motore smontati e intrisi di oli minerali esausti, attrezzatura varia da meccanico in evidente stato di abbandono, numerosi pneumatici e cerchioni di autovetture fuori uso. Non solo, diverse cinghie in gomma abbandonate sul terreno, una bombola GPL, svariati pannelli da copertura verosimilmente in poliuretano espanso.
Da dove proviene tutta questa merce e perché si trova in quel terreno? Domande cui daranno risposta le indagini delle forze dell'ordine. L'area è stata posta sotto sequestro. Purtroppo esistono anche queste brutte realtà che dobbiamo contrastare. Il sindaco di Villorba ha spiegato che l'area appena possibile sarà bonificata. Appena la procura ci darà il via a indagini terminate, seguirà la bonifica, io spero sia quanto prima, per appunto bonificare il terreno che è stato scoperto questa discarica a cielo aperto. Non solo, all'interno della proprietà era ubicata una struttura abitativa dove alloggiavano almeno 3 persone di circa 50 metri quadri, munita di servizi igienici, tettoie e veranda, nonché 2 platee in cemento delle dimensioni rispettivamente di 250 e 50 metri quadri circa. Tutto totalmente abusivo. L'immobile è risultato anche allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica mediante un cavo in rame lungo ben 30 metri. Il proprietario del terreno rischia il reato di furto aggravato di energia elettrica, esecuzione di lavori in totale difformità o assenza del permesso e attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Il sindaco lancia un appello. Se vedete abbandono di rifiuti, qualsiasi tipo di rifiuti segnalate perché appunto poi si viene a scoprire magari una discarica a cielo aperto. Così il sindaco di Villorba Soligo, anche questo è un tema che conosce bene Scopella, ma non le chiedo un commento su questo, sindaco, ma sul prossimo servizio. Rimaniamo nel Trevigiano per parlare di un ufficio postale a Mareno di Piave chiuso da qualche giorno, pensate, per un guasto all'impianto di riscaldamento. Un disagio questo, non lo sapeva? No. Mi sembra strano che in posta si blocchi tutto per una caldaia, ecco. È un problema per lei questa cosa? È un disagio. Per il lavoro, diceva? Sì, per conciliare i tempi, insomma, avevo un buchino e sono riuscita a passare. Amara sorpresa per i cittadini di Mareno di Piave che in questi giorni hanno visto affisso all'esterno dell'ufficio postale questo cartello che segnala la chiusura temporanea degli sportelli. Un disagio non da poco, soprattutto per gli anziani, racconta il consigliere comunale Bortoluzzi, anche perché succede proprio all'inizio del mese. Col primi del mese che la gente viene a ritirare la pensione, specialmente per gli anziani, che adesso devono rivolgersi all'ufficio postale di Santa Maria di Piave, che è tutta l'altra parte del paese, o addirittura comuni limitrofi Vazzola o Santa Lucia Conegliano, dai 4 ai 5 chilometri. In bicicletta, magari o a piedi, è impossibile per un anziano. Ma visto la pericolosità che ci sono per le strade durante la settimana, con i mezzi pesanti, penso che un anziano, se ha buon senso, rimanga a casa. Molti anziani, continua Bortoluzzi, sono costretti a chiedere aiuto ai figli per andare a ritirare la pensione. I figli devono rimanere a casa, magari chiede permessi di ore di lavoro per poter portare i propri genitori a ritirare la meritata pensione. Quindi questo è un disagio che non accetto. Poste Italiane si scusa con i cittadini per i disagi e fa sapere che l'ufficio di Mareno è chiuso da martedì 28 febbraio per un guasto all'impianto di riscaldamento. Il servizio di manutenzione è intervenuto subito, ma per la riparazione ci vorrà ancora qualche giorno. La sede è dotata anche di un sistema di riscaldamento con pompa di calore che però a causa delle temperature rigide di questi giorni non è sufficiente. Con un clima più mite l'ufficio avrebbe potuto continuare a lavorare regolarmente. Così a Mareno di Piave, ma tutto il mondo è paese quando parliamo di uffici postali, servizi, anche servizi bancari dell'ultimo periodo, no? Il fenomeno della desertificazione bancaria che riguarda tantissimi sportelli sparsi sul territorio e quasi sempre, ahimè, ai noi, nelle aree più periferiche tra l'altro del territorio. Sindaco Scopella, è un tema che lei conosce molto ma molto bene questo. Sì, il servizio di Poste Italiane è un servizio importantissimo, come abbiamo visto anche nel servizio che abbiamo appena passato, ma è soprattutto importante nei territori come quelli di montagna, come quelli della provincia di Belluno, dove appunto gli istituti bancari stanno lasciando quasi dovunque gli uffici che avevano aperti, i bancomat che avevano mantenuto, e di fatto l'ufficio postale è l'unico che eroga un servizio dal punto di vista anche bancario, oltre che una serie di altri servizi molto importanti per la popolazione. Ecco perché in passato ci siamo battuti come sindaci e anche come Associazione Nazionale Piccoli Comuni proprio contro a suo tempo il disegno
industriale di Poste Italiane che voleva andare a chiudere vari uffici postali in giro per l'Italia. Fortunatamente quel disegno, diciamo, è stato cambiato, il piano industriale di Poste Italiane prevede il mantenimento in tutti i comuni dell'ufficio postale e anche con una serie di investimenti dal punto di vista anche tecnologico, per cui questa è una cosa certamente positiva, perché anche attraverso questo si riesce a garantire, oltre che i servizi, la possibilità per le persone di decidere di rimanere a vivere in determinati territori. Certo è che come sindaci e come Associazione Nazionale Piccoli Comuni continueremo a essere vigili e soprattutto a sollecitare Poste Italiane di implementare e migliorare il servizio. E invece sul fenomeno degli sportelli bancari, perché anche questo è un tema che riguarda anche tutta quell'area del Feltrino occidentale, gli altopiani di Lamone Sopramonte. Sì, gli istituti bancari stanno praticamente lasciando tutti i comuni che non siano, diciamo, quelli centrali, quindi il comune capoluogo, i comuni più grandi, quelli che hanno magari più di 10.000 abitanti. Seren ad esempio ha perso l'ufficio bancario già alcuni anni fa, ultimamente abbiamo perso anche lo sportello Bancomat. Questo deriva anche dal fatto che comunque l'utilizzo ad esempio del Bancomat su tutti i negozi, quindi anche semplicemente per bere il caffè, sta portando ad un progressivo disutilizzo di queste strumentazioni, e per cui anche gli stessi istituti bancari stanno iniziando a disinvestire anche su questo, per cui credo che su questo oramai sia purtroppo una partita persa. È invece da continuare a fare in modo che Poste Italiane mantenga gli uffici postali e soprattutto porti il banco posta, quindi Postamat, su tutti i comuni in maniera tale che ci possa essere un servizio di questo genere di erogazione di contanti dovunque. Allora lo vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio. Davide Pante, ristoratore di Lamon, se non sbaglio sullo sfondo c'è proprio il Duomo di Lamon, quindi siamo nel cuore dell'altopiano del Fagiolo. Buongiorno Davide. Buongiorno, grazie per avermi contattato. Ci mancherebbe, anche perché eravamo rimasti d'accordo di aggiornarci. Cos'è successo? Lo ricorderete. È l'incendio di Ponte Serra, divampato nel novembre scorso, che aveva divorato lo storico, soprattutto la copertura dello storico edificio che si trova a Ponte Serra. Siamo nel Feltrino occidentale, tra i comuni di Fonzaso e la Valle di Primiero, per intenderci, quindi sulla strada statale del Passo Rolle. È un edificio appunto storico, e poi lo vedrete dalle immagini, che appunto venne avvolto dalle fiamme. Un incendio terribile, però Davide Pante con sua moglie non si è dato per vinto. Ecco quelle terribili immagini che avevano sconvolto intere comunità, e nel corso delle settimane e dei mesi è riuscito a riaprire prima il bar, poi il ristorante. Insomma, a che punto siamo, Davide? Sì, allora tutto il piano terra è a posto, abbiamo riaperto tutte le attività del piano terra, quelle che fanno riferimento alla ristorazione. Ora stiamo lavorando per ripristinare le camere e a breve saranno finiti i progetti per il tetto, per cui inizieremo anche quel lavoro là. Tutto sta procedendo in maniera molto spedita, insomma, molto più di ogni rosea aspettativa, anche perché vabbè, fra le imprese e tutti c'è stata veramente voler andare avanti in maniera molto rapida, e veramente siamo ripartiti alla grande con le attività, perché le attività vanno molto bene, siamo ai livelli pre-incendio. Speriamo di dimenticarci presto questa brutta esperienza e questa brutta parola, e niente, siamo veramente contenti, perché dalla solidarietà a chi è ritornato come nostro cliente e ai nuovi clienti veramente c'è stata una grande accoglienza. Possiamo dire che in 3 mesi c'è stato un miracolo quasi, reso possibile anche da una rete sociale che c'è stata da parte dei tuoi colleghi di Lamon, da parte del territorio più in generale. Sì, sicuramente, perché dalle offerte alle manifestazioni a tutta una serie di eventi, l'affetto, cioè veramente la comunità ha dato una risposta grandissima, non solo quella di Lamon, insomma anche quella del vicino Trentino.
veramente la comunità ha dato una risposta enorme e c'è stato veramente questo miracolo, insomma, si può chiamare solo così. Ecco, diciamo che quelle immagini avevano fatto male a tanti, perché insomma parliamo di quei simboli del territorio. Seren, sindaco Scopella, è poco distante, quindi Ponte Serra lo conoscono tutti e sappiamo benissimo, anch'io da feltrino conosco quella zona, è un luogo simbolo, tutti ci eravamo rimasti male sostanzialmente, anche perché Davide aveva risollevato una struttura che per anni è stata in condizioni insomma non buone. Sì, quelle immagini avevano lasciato sgomenti diciamo un po' tutto il feltrino e soprattutto anche dopo un grandissimo lavoro di ristrutturazione che Davide con la sua famiglia avevano fatto di quella struttura, facendola tornare davvero agli splendori. Per cui credo che la forza di volontà di Davide e della sua famiglia, che sono ripartiti praticamente dal giorno dopo, dimostra come la differenza la facciano le persone e in questo caso degli imprenditori che amano il proprio territorio, amano la propria attività e soprattutto sono degli elementi imprescindibili per cercare di far sviluppare un'intera comunità, quella di Lemon, ma io penso diciamo all'intero feltrino, all'intero bellunese, che se vogliono guardare al turismo devono poter contare su persone come queste. Il bello è quando a fronte di problemi la comunità risponde, dà diciamo non soltanto una pacca sulle spalle, ma cerca anche di essere partecipe in questa ripartenza. Per cui davvero complimenti a Davide e alla sua famiglia. Una resilienza ante litteram, no? Sì. Prima che questo termine diventasse di moda con la pandemia. Tra l'altro mi viene in mente l'intervista di mezz'ora fa fatta da Daniela Sizia a quella signora ottantenne, titolare di questo piccolo negozio a Refrontolo, rapinata ieri sera. Questa mattina già presente sul posto lì a servire i suoi clienti, quindi c'è un attaccamento che va oltre l'economia, è un attaccamento proprio al territorio, alla comunità. Tra l'altro Pante è stato anche amministratore di Lamon, assessore allo sport, alle politiche giovanili, se la memoria non mi fa difetto, Pante. E ora mi dica quali sono gli step, perché se non sbaglio le camere sono ancora chiuse, ci sono ancora dei problemi, bisogna sistemare il sottotetto. Sì, le camere attualmente sono chiuse perché in ristrutturazione per i danni che si sono verificati. Le camere a primo piano hanno avuto solo danni d'acqua, insomma, perché l'incendio si è fermato al primo piano, insomma, quindi non hanno subito danni da incendio e sono in ristrutturazione per i danni d'acqua. Adesso c'è da sistemare metà del solaio del secondo piano, i lavori partiranno la prossima settimana per far sì che sia fatto anche quello. E dopo successivamente il tetto. Le camere, il primo piano saranno riaperte a breve, insomma adesso non so darvi una data precisa perché durante l'esecuzione troviamo sempre qualche inconveniente che non era previsto e allora non so dirvi proprio precisamente, però ci stiamo lavorando e credo a breve, non posso darti una data precisa, però a breve. Avevo detto anche per la riapertura del bar che sarebbe passato più tempo, abbiamo un po' bruciato le tappe perché abbiamo trovato dei lavoratori instancabili che hanno lavorato ore su ore e quindi hanno fatto sì che i tempi si accorciassero, ma come diceva prima anche il sindaco Scopella, siamo duri a morire noi montanari e quando vogliamo fare qualcosa la facciamo, siamo un po' lo zoccolo quindi duro. diciamo Davide per l'estate. Per l'estate è sì, tutto pronto, insomma. Per l'estate le camere del primo piano saranno riaperte, insomma. Dopo, entro fine anno, riusciremo a fare il tetto e qualcosa per il secondo piano. E ti chiedo un'ultimissima battuta generale. Come la mettiamo con il caro bolletta, con l'inflazione? Quanto pesa in queste settimane, in questo periodo? Sì, allora per un'attività normale, veramente specialmente anche le piccole attività di montagna, il peso è veramente grande. Ho sentito anche colleghi che rischiano anche la chiusura dell'attività proprio perché un'attività piccola con degli aumenti così grandi fa veramente fatica a sbarcare il lunario e questo è comprensibile e là secondo me andrebbero dati gli aiuti. Un'attività un po' più grande come la nostra è vero che soffre anche questa, lo soffre un po' meno perché avendo dei bilanci molto più grandi riesce a farci fronte.
chiaramente il mio messaggio sarebbe questo: le attività piccole, stiamo attenti alle attività piccole anche nei piccoli comuni, diamo una mano a quelle attività là, perché questi aumenti veramente rischiano di affossare un'attività che nella gestione normale va anche bene, è molto sostenibile, porta avanti attività di famiglie che restano sul posto e che tengono in piedi i nostri piccoli paesi che sono sempre in sofferenza. Grazie Davide, in bocca al lupo, ovviamente ci teniamo aggiornati anche in vista dell'estate. Grazie Davide Pante, titolare di Ponte Serra, della locanda Ponte Serra, sulla strada per andare in Valle di Primiero. Un saluto quindi anche a Lamon. Allora, io direi che sì, è pronto, è uno dei fatti del giorno. Vi abbiamo dato un breve resoconto in apertura di questa prima edizione, l'incendio di Sossano nel Vicentino, questo incendio che ha riguardato un'azienda tessile. Siamo in grado adesso, se non sbaglio, di collegarci con Carlo Illeri proprio da Sossano. Chiedo alla regia se è pronto. Sì, lo vedo, perfetto. Adesso Carlo c'è, Carlo che si trova appunto a Sossano e ci racconta di questo spaventoso incendio. A te la linea, Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Sossano. Ci troviamo davanti alla Tex International che questa mattina poco prima delle 8 è andata a fuoco. Ringrazio il sindaco di Sossano, Enrico Grandis, di essere qui con noi per raccontarci quegli attimi drammatici. Per fortuna l'azienda era chiusa, però un'alta colonna di fumo è salita in cielo ed è partito immediatamente l'allarme. Sì, noi eravamo in municipio già dalle 8 di questa mattina per un'altra riunione. Sono stato avvisato da un concittadino che appunto c'era questo fumo nella zona industriale e ci siamo avvicinati subito con il comandante della polizia locale Paolo Sartori e abbiamo visto appunto la fabbrica interessata dal rogo. I pompieri, i vigili del fuoco erano già stati avvisati qualche minuto prima, per cui siamo arrivati proprio nell'immediatezza. I soccorsi sono stati tempestivi e purtroppo, data anche la tipologia dell'incendio, non si è potuto rilevare da subito. Mi dicono che sono stati avvisati appena dopo le 8, per cui si presume che nessuno prima se ne fosse accorto, proprio per il fatto che non si vedeva il fumo all'esterno. Ecco, precisiamo che si tratta di un'azienda tessile che vende appunto prodotti tessili, stoffe che sono andate distrutte. È andata distrutta anche l'azienda. All'interno vediamo che c'è questo capannone che anche la struttura si è gonfiata, no? Sì, diciamo che il contenuto interno è stato irrimediabilmente compromesso. La struttura è stata interessata dal rogo e saranno poi le valutazioni, gli accertamenti strutturali successivi che vedranno appunto la tipologia di danno. Ecco, diciamo anche ai nostri telespettatori che in questo momento ci stanno seguendo che non c'è nessun pericolo dal punto di vista ambientale, almeno nel momento in cui stiamo parlando. Assolutamente no, già da questa mattina è stata interessata l'ARPAV e abbiamo emesso un comunicato sui siti comunali e sui canali social. Abbiamo raccomandato di tenere chiuse le finestre e di restare all'interno delle abitazioni per quanto possibile. Non c'è assolutamente nessuna necessità di emettere un'ordinanza, l'ARPAV ha già effettuato i rilievi della qualità dell'aria e le campionature arriveranno in giornata, però non c'è necessità al momento di emettere nessuna ordinanza. Benissimo, quindi insomma un messaggio rinfrancante da questo punto di vista. Abbiamo visto in questo momento i vigili del fuoco che sono usciti perché l'incendio, il rogo è in fase di spegnimento, ormai praticamente è completamente spento. Sì, il fuoco è stato completamente domato e anche l'incendio stesso è in fase di spegnimento. Proseguirà anche nel pomeriggio l'accertamento di eventuali bracci residui, ma insomma è tutto sotto controllo. È stato sottolineato che è stato un rogo importante perché si è sviluppato in poco tempo e ha compromesso appunto l'intero contenuto. Per fortuna la ditta era chiusa e non c'è stato un coinvolgimento di nessuna persona, neanche delle fabbriche contigue.
Benissimo, quindi non ci sono stati coinvolgimenti di persone, il rogo è ormai domato, in fase di spegnimento, non ci sono ordinanze del sindaco, la qualità dell'aria in questo momento è sotto controllo, per cui direi che da Sossano è tutto. Questa sera nel telegiornale gli ultimi aggiornamenti. La linea può tornare allo studio. Grazie Carlo Inghilleri sul posto a Sossano per questo spaventoso incendio. Per fortuna non ci sono persone coinvolte. Do il benvenuto, lo vedo collegato, al nostro epidemiologo di fiducia, Massimo Guerriero, professore all'Università di Verona, epidemiologo ma anche biostatistico. Buongiorno professore, è un piacere ritrovarla. Era lì fino a un secondo fa, ma sicuramente si ricollega il nostro Guerriero per fare un po' il punto dell'influenza, del Covid. Tra l'altro è una settimana che segna un picco proprio sul fronte dell'influenza diciamo così stagionale comune. I numeri tra l'altro sul Covid restano importanti, forse adesso ecco, li vedete, ma ce li commenterà fra brevissimo il professor Guerriero. Professore, mi sente? Non mi sente ancora il professore. Ecco, Sindaco Scopella, noi continuiamo a monitorare anche questo aspetto, tutti questi temi sanitari, perché comunque il Covid, certo l'emergenza, la fase dura dell'emergenza è finita, ma il Covid rimane, ma rimangono soprattutto i nodi del Covid, i nodi sanitari, la carenza di medici di base, di camici bianchi nell'ospedale, insomma tutti i temi che gli amministratori ben conoscono. Sì, soprattutto questi rimangono in questo momento e quindi la difficoltà delle strutture sanitarie, soprattutto con la medicina territoriale, di dare risposta ai pazienti. Ci sono tantissimi anche veneti che in questo momento non hanno un medico di base e quindi una difficoltà a poter in qualche maniera essere seguiti dal punto di vista della salute. Su questo vi è la necessità da parte del Ministero, da parte della Regione, di trovare soluzioni affinché tutti possano avere il diritto alla salute riconosciuto e soprattutto che non si debba ricorrere per avere risposte ogni volta al settore privato. Questo è il tema. Tra l'altro il clima in questi giorni è molto teso anche fra la Regione e le associazioni di categoria dei medici di base. Com'è la situazione della medicina territoriale nel territorio, non solo a Serena ma nel Feltrino? Molto difficile, molto difficile. Fino a poco fa anche il territorio del comune di Serena era praticamente scoperto dal punto di vista del medico generale. Ora da pochi giorni abbiamo avuto la fortuna di avere un medico che è venuto a coprire il ruolo, ma sono tantissimi comuni, anche quelli grandi, che hanno pazienti che in questo momento gravitano da un medico all'altro e soprattutto medici che capisco stiano andando in crisi in quanto hanno magari circa 2000 pazienti e quindi riuscire a dare risposta e risposte in qualche maniera anche diciamo con cognizione di causa diventa sempre più difficile, per cui è un elemento che in qualche maniera sta minando anche la sicurezza e soprattutto la tranquillità dei cittadini. Secondo lei la medicina del territorio in montagna cosa rischia nello specifico? Il fatto di non avere la sicurezza di una sanità forte, che quindi è uno dei primi servizi che le persone guardano per se stessi, ma soprattutto anche per la propria famiglia, porta ad un ulteriore impoverimento e soprattutto ad uno spopolamento che già per altre ragioni si sta causando la perdita di cittadini bellunesi nella provincia di Belluno, che è già scesa sotto 200.000 abitanti, che continua a perdere numeri, che continua soprattutto a perdere famiglie, e questo porta ad un circolo vizioso che in qualche maniera non si riesce a chiudere. C'è la necessità, ad esempio nel bellunese, di dare delle risposte sia in termini di luoghi dove poter andare ad abitare. Spesso i medici arrivano ma non trovano luoghi dove andare ad abitare perché gli affitti in certi casi sono troppo alti. Pensiamo a chi, per dire, va in area di Cortina o comunque del Cadore, spesso dal punto di vista turistico questi affitti sono alti e quindi c'è la difficoltà logistica. Certo. Dall'altro anche la necessità di dare un contributo economico più importante a chi sceglie questi territori marginali. Ecco che la legge sulla montagna poteva iniziare a dare risposte su questo, purtroppo è caduta insieme al governo. Speriamo che il nuovo governo la riprenda in mano e la faccia correre.
Diciamo che ci sono delle rassicurazioni da questo punto di vista, però insomma è ormai da un anno che il testo sarebbe pronto, c'era stato tra l'altro l'ok anche da parte del precedente governo, del governo Draghi, mi pare a febbraio-marzo dell'anno scorso. Mi dicono che il professor Guerriero adesso c'è, ci sente. Buongiorno professore, sempre un piacere. Buongiorno, sì, adesso vi sento. Allora, dicevamo che dobbiamo fare un po' i conti, dobbiamo tracciare anche un bilancio dei numeri di questa stagione invernale che sta volgendo al termine. Cominciamo proprio dai dati, come sempre, professore. I dati sul Covid, l'emergenza è davvero finita? Beh, che l'emergenza sia finita abbiamo dei dubbi perché ovviamente i casi che si susseguono in Cina e i pochi dati che la Cina è abituata a rilasciare non ci fanno dormire sonni tranquilli. È chiaro che nel nostro paese, come in praticamente tutta l'Europa, ma vorrei dire anche in gran parte del mondo, ormai il virus è endemico. Vedete proprio da questo grafico la tipica forma ondulatoria del virus che sta tendendo a spegnersi, se non fosse per quei picchi che vedete proprio sull'estrema destra, che sono dovuti proprio a ciò che abbiamo visto e sentito in Cina in queste ultime settimane. Nel riquadro rosso purtroppo c'è il numero di morti, vedete che siamo quasi a 7 milioni di morti, che vorrebbe dire in buona sostanza veder sparire in 2 anni la popolazione del Veneto e del Trentino Alto Adige, quindi sono numeri molto molto eclatanti. E questi sono quelli italiani. La situazione italiana è del tutto analoga, vedete proprio queste onde che nel grafico, nella parte in alto del grafico, che si stanno andando a spegnere, e questo è proprio il sintomo classico dell'endemizzazione del virus. Le varianti sono fondamentalmente tutte varianti che nascono dalla Omicron, e quindi l'avvento dei vaccini in buona sostanza ci sta facendo dormire ancora sonni tranquilli, quindi è possibile insomma che siamo veramente in fondo al tunnel, al netto di quello che succederà in Cina. Quindi dobbiamo sempre stare attenti a quello che succede in Estremo Oriente. Tra l'altro, ecco, la interrompo solo un attimo in questa disamina, professor Guerriero, perché l'FBI in queste ore di fatto sta sostenendo l'ipotesi che il virus sia davvero partito da un laboratorio cinese. È scienza? È geopolitica? Che cos'è? No, guardi, purtroppo la politica è tutto tranne che scienza. Noi non abbiamo dati a disposizione, ci sono dei segnali che vanno in quel senso, ma ci sono segnali anche che vanno nel senso opposto, cioè di uno spillover, cioè di un salto di specie. Non abbiamo informazioni certe, quindi dal nostro osservatorio non possiamo dire nulla. Quindi diciamo non ci sono elementi. Ma non ci sono elementi, poi tenga in considerazione anche il particolare periodo in cui stiamo vivendo, che Russia e Ucraina si stanno facendo la guerra forse per interposte persone, interposti stati, cioè legacy Stati Uniti e Cina, per cui figuriamoci se adesso, già prima Pechino era chiusissima, figuriamoci se adesso si riesce ad avere qualche informazione aggiuntiva, o che l'FBI riesca a ottenere informazioni aggiuntive per poter dare una notizia che sarebbe pesantissima, ovviamente. Certo, quindi insomma lei dice cautela massima, perché insomma è una storia ancora tutta da scrivere per certi versi. Ritorniamo ai dati, professore. Il famigerato R con T, che fino a qualche mese fa era pane quotidiano, adesso invece fortunatamente un po' meno.
Sì, ci ricordiamo che eravamo molto allarmati quando RT era sopra all'unità e lo è stato anche grandemente sopra l'unità, ricordiamo 13-15, adesso che è stabilmente sotto a 1 sta a indicare proprio questo, cioè che la circolazione del virus si sta via via sgonfiando, cioè sta diventando endemico e sta circolando sempre di meno, e tutti gli altri indicatori rafforzano ciò che ci dice l'RT. Infatti la prevalenza e l'incidenza settimanale sono in calo, così come le ospedalizzazioni e le terapie intensive. I decessi, che sono il segnale più importante a cui io ho sempre guardato, sono in calo, siamo intorno ai 40-50 morti al giorno e ben lontani insomma da scenari catastrofici di cui ci ricordiamo e ci dobbiamo ricordare. Di questo, ecco, questo numero ci rassicura da un lato, dall'altro sono sempre 50 persone, quindi parliamo di tante persone. Sono soggetti fragili, sono soggetti non vaccinati, qual è il loro identikit? Ecco, l'identikit tipico è dell'ultra ottantenne e soprattutto di una persona fragile, ma il segnale più importante, la sottolineatura più importante che dobbiamo fare, spesso si tratta di persone che non sono vaccinate o che non hanno fatto i richiami, ma in modo particolare quelle persone, e non sono poche ancora in Italia, che non hanno preso nessuna dose di vaccino. Stiamo parlando di circa il 14% della popolazione. E questo lo vediamo da questa ulteriore slide, sono percentuali insomma significative, soprattutto quelle della quarta dose tra gli over 80. Esattamente questo, e ci deve far preoccupare in modo particolare la prima colonna, cioè l'ammontare di persone che non ha fatto nessuna dose di vaccino, perché stiamo parlando di circa un 14-15% che però deve essere riportato ai circa 60 milioni di abitanti in Italia e che giustifica appunto quel quantitativo di mortalità di cui stavamo parlando poco fa, cioè una quarantina-cinquantina di persone al giorno. Il vaccino ha dato il punto di svolta, quindi lo abbiamo capito oramai, i dati lo hanno confermato, per cui è chiaro che chi non è vaccinato sarà continuamente esposto a questo virus che, sottolineiamolo, non sparirà, cioè avremo a che fare con il virus anche l'inverno prossimo, evidentemente. Ecco, prima di passare all'influenza, professore, le faccio una domanda anche qui di attualità. Si fa un gran parlare in queste ore dell'inchiesta aperta in Lombardia, quindi il coinvolgimento dell'ex Premier Conte, dell'ex Ministro Speranza, di Fontana, il governatore della Lombardia, l'ex assessore alla sanità di Regione Lombardia Gallera. Questa maxi inchiesta sostanzialmente, no, sull'istituzione dell'area rossa, si dice potevano essere evitate 4.000 morti, 4.000 decessi. Lei è un epidemiologo e un biostatistico. Sono conti che possono essere fatti ex post? Io non so come siano stati fatti questi conti e dovrei avere il supporto metodologico evidentemente che ha portato a questo risultato per poterlo valutare. Sono conti che si possono fare, bisogna vedere la bontà del conteggio. D'altro canto si può anche dire che avremmo potuto fare molte cose in maniera diversa e che questo probabilmente avrebbe potuto risparmiare tante vite e tante sofferenze e tanti anche problemi economici. Sta di fatto che noi siamo stati travolti da questo virus, credo che tutti si siano impegnati al massimo per fare il meglio. Dopo sono altri gli organi che dovranno decidere se qualcuno avrà sbagliato a prendere qualche decisione. Però diciamo anche in questa vicenda processuale non deve mai mancare l'approccio scientifico, questo lo possiamo dire. Sarebbe fondamentale, cioè se si usasse un approccio scientifico per cercare di avvicinarsi alla verità, allora probabilmente le colpe sarebbero un po' più certe. Veniamo all'influenza, professor Guerriero.
L'influenza, vedete, non ci sta lasciando fondamentalmente, e pensavamo che se ne sarebbe andata abbastanza velocemente, perché ricordate che il picco è stato molto anticipato rispetto a quello degli anni precedenti, ante-Covid possiamo dire. Però la prima questione che va evidenziata è che, come vedete dalle colonnine in bordeaux, il virus che maggiormente sta girando è quello influenzale, cioè diciamo l'australiana, per dirla molto semplicemente. Oggi siamo su un'incidenza anche contenuta e siamo su circa 8 casi ogni 1000 assistiti. La stessa incidenza però è quasi triplicata se la focalizziamo ai bambini, e lì vediamo che appunto siamo a 22 casi ogni 1000 abitanti e continua a restare un po' altina. Ecco. Sì, questa è la curva appunto che fa vedere in rosso l'andamento dell'epidemia influenzale, e vedete che la curva rossa, un po' più grossa, si sta comportando con un andamento diverso rispetto a quello delle altre. Intanto è molto spostata a sinistra, come quella del 2009-2010, ma oltre a questo vedete che la parte destra della curva rossa continua a restare molto alta. Nella slide successiva abbiamo fatto una piccola proiezione, cioè abbiamo spostato la curva rossa verso destra, se potete farla vedere, e vedete che la linea rossa tratteggiata, che grossolanamente è la stessa linea rossa continua ma spostata a destra per poterla confrontare con le altre curve, mostra quanto oggi l'influenza stia circolando in maniera massiccia rispetto a quanto non accadeva in passato. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che c'è un sistema immunitario disallenato all'influenza, perché le due curve nere che indicano la circolazione del virus influenzale durante la pandemia è stata molto contenuta, e quindi il nostro sistema immunitario è andato fuori allenamento. E inoltre c'è l'apporto dei bambini, che generalmente sono scarsamente vaccinati per i virus influenzali, che continuano a fare da bacino di diffusione. Questo mix di fenomeni fa sì che la curva sia ancora alta, e dovremmo attendere ancora qualche settimana, verosimilmente finché non arriverà la stagione calda, o arriverà un po' più caldo, per vedere quella curva decrescere e quindi finalmente liberarci della influenza. Insomma, non ci lascia il Covid, non ci lascia l'influenza, e quindi queste le conclusioni, le prospettive per i prossimi anni, professore. Ma guardi, devo dire che avendo vissuto anche insieme a voi i 2 anni e 3 anni della pandemia, adesso vediamo numeri che sono molto rassicuranti. Noi tecnici dovremo, e i medici in modo particolare, si dovranno occupare nei prossimi anni del long Covid, cioè delle persone che hanno avuto sintomi pesanti di Covid-19 e che ancora oggi stanno cercando di rimettersi in sesto, ma soprattutto dovremo occuparci anche di quello che io chiamo post-Covid, cioè quelle azioni che dovranno tenere monitorata la situazione della salute della popolazione, perché ce ne sarà per qualche anno. Noi in ogni caso per i prossimi anni dobbiamo tenere una sorveglianza molto alta, specialmente con un occhio di riguardo alla Cina, come abbiamo detto, perché il virus man mano che circola crea sempre nuove varianti. Finora siamo fortunati perché le varianti sono quelle della famiglia di Omicron, e il vaccino bene ci protegge, e dobbiamo cercare nel prossimo inverno di non dimenticarci di quelle regole fondamentali che abbiamo imparato, e magari anche se il Covid dovesse essere la SARS-CoV-2 dovesse essere molto basso in circolazione, l'uso della mascherina, la detersione delle mani, un po' di distanziamento non ci faranno certamente male. Professore, grazie davvero per questa fotografia aggiornata. Buon lavoro. Grazie a voi. Grazie quindi al professor Massimo Guerriero, biostatistico, epidemiologo dell'Università di Verona. Sindaco Scopella, noi facciamo sempre il punto aggiornato con il professor Guerriero, perché insomma abbiamo attraversato anni molto difficili, quindi tenere sotto controllo determinate dinamiche anche dal punto di vista scientifico è fondamentale.
Ma certo, assolutamente, vi è la necessità di tenere sotto controllo la situazione, vi è anche la necessità, come diceva il dottore prima, di, guardando al futuro, andare ad aiutare chi ha degli effetti del long Covid o anche quegli effetti che il momento, diciamo, di crisi ha portato, quindi anche la questione psicologica nei giovani in particolar modo, anche ci sono diversi problemi che si segnalano, e anche tutte quelle condizioni di visite che sono state rimandate negli ultimi 3 anni e che anche a causa della lunga lista d'attesa che c'è in questo momento porta ad avere patologie che dovevano essere prese, diciamo, per tempo e che invece magari in questo momento sono degenerate, per cui c'è molto lavoro da fare anche per quello che non è il Covid ma è comunque sanità. Tra l'altro ne parleremo nella seconda parte di questa prima edizione, vi mostreremo insomma a che punto è il dibattito proprio sulle liste d'attesa, sui medici di base e quant'altro, e vi faremo anche sentire le parole pronunciate poco fa a Belluno dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che come sapete è sotto scorta a causa della vicenda sul 41 bis, della vicenda di Alfredo Cospito, e poi ci sono ancora tanti fatti di cui vi dobbiamo dare conto dal Veneto. Prima però il meteo e qualche istante di pubblicità. A fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Perturbazione ancora in azione al centro-sud, mentre sul nostro territorio la pressione atmosferica aumenta e il tempo migliora. Il dettaglio di venerdì 3 marzo. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo degli addensamenti, specie nella seconda parte della giornata. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 3 e 5 gradi, massime tra i 10 e i 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con maggiore copertura sul Tarvisiano al mattino ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà in prevalenza soleggiato con degli addensamenti nuvolosi soprattutto a nord. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta per raccontarvi di questo venerdì 3 marzo a nord-est. Siamo stati a Refrontolo, lo avete visto, per la rapina di ieri sera, ai danni di una negoziante ottantenne. Ci siamo collegati con lei, con la nostra Daniela Sizia, e con la titolare, la signora Edda, che questa mattina è ritornata a lavorare. Abbiamo parlato dell'inflazione, della stangata sulle rette degli asili nido con Guido Barbato a Padova. Siamo stati poi sul Mose a Venezia con Filippo Fois per questo cambio della guardia tra esercito e consorzio Venezia Nuova per quanto riguarda il sistema di gestione delle paratoie, e ancora a Vicenza per l'incendio divampato questa mattina a Sossano. Vi mostro anche queste immagini perché è un incendio spaventoso per certi versi. Fortunatamente non ci sono state vittime, non ci sono stati feriti, ma le fiamme sono state visibili per tutta la mattinata anche in autostrada, quindi questo per dirvi che sul posto, come ci raccontava prima il nostro Carlo Inghilleri, ci sono i vigili del fuoco di Vicenza, di Lonigo, squadre sono intervenute anche da Verona, c'è anche l'ARPAV. Per il momento
non ci sono problemi particolari all'aria. Parliamo di un deposito di stoccaggio di indumenti tessili sostanzialmente, così a Sossano. Apriamo il dibattito politico. È rimasto con me Dario Scopella, sindaco di Serena, coordinatore provinciale per Belluno di Forza Italia. C'è Nicolò Rocco, buongiorno Rocco, buongiorno. Che è candidato sindaco per il terzo polo a Treviso. C'è Alessandro Manera, assessore all'ambiente di Treviso, esponente di primo piano della Lega cittadina, e Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno davvero a tutti, e non possiamo non iniziare questo dibattito. Toccheremo vari temi, dalle immagini del Presidente della Repubblica Mattarella, che ieri è stato alla Pala Milone a Crotone, Pala Milone dove si trovano le salme dei migranti vittime del naufragio, della strage di alcuni giorni fa, un fatto che interroga la politica, le coscienze di tutti, e che ha riaperto un forte dibattito, anche la dialettica con l'Unione Europea, con la stessa Premier Meloni che chiede una regolarizzazione dei flussi, o perlomeno una gestione condivisa europea di questa che non è un'emergenza, è un vero e proprio fenomeno. Il Presidente della Repubblica Mattarella, lo vedete, si è intrattenuto in preghiera per circa mezz'ora davanti alle bare, tante quelle bianche, perché come sapete ci sono stati tanti bambini. Insomma, la coscienza della politica, così abbiamo titolato. È una coscienza sporca o pulita quella della politica, Anna Maria Bigon? Ma guardi, io credo che sia una coscienza sporca, se dobbiamo dividere tra sporca e pulita, perché di fatto non hanno mai risolto il problema dell'immigrazione. Noi dobbiamo pensare che, indipendentemente da guerre o meno, queste persone derivano da situazioni molto molto pesanti. Parliamo di lager, di violenze, di uccisioni, per cui io credo che le parole del Ministro siano state veramente gravi, laddove una mamma, un genitore fa di tutto perché il figlio possa quantomeno avere una possibilità di vita e la possa avere nel paese che garantisce quantomeno la possibilità di crescere una vita dignitosa. Dopo sappiamo, forse loro non lo sanno, che in Italia non è che vengono accolti così bene in questo momento, sicuramente, ma anche per dove vengono posizionati e collocati. Ma al di là di questo, certo è che noi dobbiamo fare in modo, insieme all'Europa, e dobbiamo essere forti all'interno dell'Europa, perché noi siamo parte di questo insieme di paesi, cercare di accoglierli. Nello stesso tempo, cosa dobbiamo dire? Non è che possiamo permettere che non devono partire perché devono rimanere là, altrimenti muoiono. Dobbiamo dare comunque delle alternative. Siamo un paese civile o no? Se lo siamo, se abbiamo la possibilità insieme all'Europa, noi dobbiamo dire: bene, se rimangono là devono rimanere all'interno di un paese sicuro, e dobbiamo prevedere delle situazioni che lo possano permettere e dare loro la possibilità di vivere dignitosamente, o quantomeno di non morire. Dopodiché, se li accogliamo, li dobbiamo cogliere attraverso dei flussi regolari. Su questo credo che siamo tutti d'accordo. Sappiamo la normativa da chi era stata fatta, è inutile ribadirlo e ripeterlo. Quindi siamo espliciti, quindi lei pensa alla Bossi-Fini? Sicuramente, insomma, ma anche il Trattato di Dublino, cioè mica l'ha fatto il centrosinistra. Dopodiché tutti i governi, soprattutto questo, dà sempre la colpa dei buonisti, al di là del buonismo o meno, che io non lo ritengo un'offesa, perché credo che la solidarietà sia fondamentale in un paese civile, per un paese civile, nei limiti che possiamo permetterlo, ci mancherebbe altro. Non è che dobbiamo assolutamente fare cose che mettono in difficoltà i nostri, ma con le possibilità che abbiamo e la necessità che abbiamo di manodopera e di personale. Ma cosa stiamo facendo? Lei dice serve un approccio pragmatico. Senta, Manera, questa è stata una settimana difficile sulle montagne russe per il ministro Piantedosi. Elis Schlein, neosegretaria del Partito Democratico, ne ha anche chiesto le dimissioni. Come ne uscirà Piantedosi da questi giorni difficili? È chiaro che anche lui ha avuto un approccio, diciamo, che
possiamo dirlo, un po' rivedibile, ecco, nelle parole. Probabilmente anche la sua formazione è molto prefettizia, ecco, non ha considerato che le parole hanno un grande peso. È stato inutile dire, sono state parole magari dette non forse con quell'idea, ma sicuramente poteva essere dette certe cose in ben altro modo, specialmente davanti a certe tragedie. Quindi probabilmente lui il primo a essere così dispiaciuto per come sono state interpretate le sue parole, che chiaramente non è che lasciano tanto dubbio per come le ha dette, però probabilmente, conoscendo la statura della persona, sicuramente non aveva idea di provocare quello che è successo, e sicuramente non aveva un fine cattivo nel dirle. Bisogna dircele queste cose, perché altrimenti se vogliamo pensare che ci sono buoni o cattivi, ecco, io non sono d'accordo con l'intervento di chi mi ha preceduto, anche perché hanno avuto, penso, almeno 5-6 governi per cambiare le norme e le leggi. Non l'hanno fatto proprio perché quando ci si trova ad amministrare chiaramente è una situazione molto difficile. Io vorrei ricordare che uno dei pochi che provò a fare a sinistra un certo tipo di lavoro fu Minniti, che fu criticato proprio a sinistra all'interno della sua coalizione in maniera anche importante. Qui oggi, dopo quello che vediamo, secondo me dobbiamo fare un attimo di silenzio, non dire che ci sono buoni, cattivi. È una tragedia vedere quelle bare bianche. Per chiunque abbia una responsabilità è sicuramente un gran dolore, bisogna dircelo, e davanti a queste situazioni bisogna solo pregare. È chiaro che è una cosa molto complessa da gestire, perché per quanto tu possa fare delle norme, cioè qualcuno che scappa da stati di povertà del genere mette a rischio la propria vita a priori, e quindi è difficile parametrare le nostre condizioni di vita a quelle di tante persone che purtroppo muoiono in queste carrette. Cioè, dire che combattere i trafficanti, questo sì, però va fatto in maniera importante, questo si sta facendo. L'Europa, Nicolò Rocco, no? Viene sempre invocata soprattutto in questi casi, modificherà il suo atteggiamento davanti a queste immagini shock che arrivano dalla costa calabra? Ma io penso che queste situazioni siano uno schiaffo in faccia ai populismi e a un certo modo di fare politica. 5 anni fa, di fronte a una strage simile, l'ex capo, diciamo, dell'opposizione Giorgia Meloni scriveva: reato di strage colposa, adesso arrestate Matteo Renzi. Oggi fa le stesse dichiarazioni che poteva fare all'epoca e allora Matteo Renzi. Allora io credo che serva una serietà di fronte a queste situazioni. Non si può, quando si fa opposizione, avere un atteggiamento di questo tipo, anche umanamente secondo me vergognoso, e poi quando si va al governo rendersi conto che le cose sono complesse e sono difficili. Allo stesso modo, chi oggi non si riconosce in questo governo, secondo me, deve avere un atteggiamento razionale e responsabile. Sicuramente le parole di Piantedosi sono state delle parole sbagliate, incomprensibili, forse perché dette da un tecnico, e quando si dice su un ministero delicato come l'interno serve politica, è perché è già un ministero che ha un apparato di alto livello, quindi serve una politica per dare una direzione. Cosa può fare l'Europa? In realtà le normative ci sono. Il problema chiaramente è che non si può pensare che l'Italia affronti questa situazione da sola, però anche chiudersi nei confronti del resto dell'Europa è un errore straordinario, perché poi se si vanno a vedere i flussi, in realtà quelli che rimangono in Italia sono pochissimi. Se noi oggi andiamo a vedere nelle nostre scuole quanti sono i bambini stranieri, anche il trend dei bambini stranieri è in diminuzione. Quindi urlare che c'è un problema di immigrazione in Italia è non affrontare il problema nella sua complessità e nella sua oggettività. Oggi l'Italia è in decrescita demografica, per cui sicuramente aiutiamo le nostre famiglie. Rendiamoci conto che entro la fine del secolo la Nigeria avrà 950 milioni di abitanti e noi probabilmente andremo sotto i 50 milioni. Quindi facciamo politica, però affrontiamo le cose con umanità e con serietà nell'oggettività dei dati. Infatti prima ho utilizzato proprio il termine fenomeno e non emergenza, perché ormai di un fenomeno si tratta e non va gestito nemmeno come un'emergenza. Emergenza, tra virgolette, che poi ricade quasi sempre anche nella gestione sui comuni, sindaco Scopel. Ma al di là di questo aspetto, regolarizzare i flussi lo chiedono in tanti, lo chiedono soprattutto le categorie economiche. Nei giorni scorsi lo stesso ministro dell'Agricoltura, Lollobrigida, ha parlato di 500.000 posizioni aperte in Italia. Quindi come se ne esce? Ma
appunto cercando di dare una regola a questi arrivi e soprattutto cercando di fare in modo innanzitutto che non siano le ONG ad andare ad aiutare a raccogliere, diciamo, i migranti, perché questo porta a favorire l'immigrazione clandestina e quindi tutta la rete criminale che su questo fa molti purtroppo soldi sulla vita di queste persone. Vi è la necessità certamente di fare in modo che l'Unione Europea aiuti l'Italia innanzitutto nell'arrivo e nella gestione di questi migranti che poi, come dicevi prima giustamente, arrivano e vengono, tra virgolette, abbandonati dallo Stato ai vari comuni che devono in qualche maniera cercare di dare una risposta a delle persone che spesso non parlano neanche naturalmente l'italiano, che non hanno idea di dove sono, che non hanno vestiti, che non hanno nulla, e i comuni in qualche maniera devono cercare di fare in modo che abbiano una vita dignitosa. È necessario che ci siano i ministeri, insieme alle associazioni di categoria, di dare una linea di quelle che sono le necessità nei vari settori dell'industria italiana, della parte agricola italiana, ma anche a livello europeo, per fare in modo che poi queste persone, che spesso hanno anche magari delle professionalità, possano essere indirizzate verso i settori in cui vi è bisogno. C'è però bisogno che l'Italia non sia lasciata da sola, bisogna che l'Unione Europea non ci veda come il porto dell'Europa e ci lasci questo problema risolverlo da solo, perché spesso è vero che queste persone cercano di andare verso altre nazioni, ma spesso vengono anche in qualche maniera intercettati dalla criminalità, vengono sfruttati dalla criminalità anche a livello, diciamo, lavorativo, e per cui dobbiamo assolutamente contrastare questa situazione. E qua c'è tutto il tema del caporalato, ne abbiamo parlato circa 10 giorni fa anche qui con il Presidente della Commissione Agricoltura al Senato, Luca De Carlo. Caporalato che c'è, che esiste, ci sono state delle recenti operazioni anche nella zona del Friuli Venezia Giulia. Quindi approccio pragmatico, ce lo diciamo da sempre, poi però la città di Treviso, Nicolò Rocco, poi vado da Manera, è un modello di integrazione, sì o no, secondo lei? La città di Treviso secondo me è un modello di integrazione. Secondo me vanno scissi due piani che poi in qualche modo si ricongiungono. Cioè noi abbiamo avuto 30 anni fa, diciamo, un'immigrazione paradossalmente non regolarizzata. E io faccio sempre questo esempio, cioè quando andavo a giocare a calcetto molto spesso ci trovavamo, diciamo, negli oratori e quasi tutti i miei amici erano dei Balcani, della Romania. A 15 anni di distanza, ripensando a loro, la maggior parte di loro oggi sono imprenditori, gestiscono delle attività, quindi il fatto di essere entrati comunque in una comunità con delle regole, ma anche a modo suo accogliente, nonostante magari alcuni atteggiamenti folcloristici, ha permesso alle persone di integrarsi. Oggi invece noi abbiamo una situazione leggermente diversa, perché chiaramente abbiamo degli hub territoriali, nel senso che i flussi sono aumentati, soprattutto quelli che arrivano dal Mediterraneo, con il tema chiaramente dei barconi, e quindi lo Stato ha pensato di dare una risposta più come dire, organica attraverso la gestione degli hub. Certo, noi siamo tutti per l'accoglienza diffusa, poi l'accoglienza diffusa funziona, il problema è quello che succede dopo. Devo dire che a Treviso, nonostante la caserma Serena abbia tanti problemi, oggi è un sistema che è integrato all'interno della città, e quindi tra lavori socialmente utili, buon rapporto con chi gestisce la caserma, buon rapporto con la prefettura, oggi la situazione è sotto controllo da quel punto di vista. Bisognerà vedere con l'aumento dei flussi, però sicuramente la migliore integrazione è fare in modo che chi si ferma lavori, chi si ferma sia parte della comunità, allora l'integrazione diventa vera. Quindi diciamo la leghistissima, perlomeno quella che era la leghistissima Treviso, perché le ultime politiche non sono andate benissimo, ma insomma sapete che in politica poi le cose cambiano molto spesso, viene promossa Manera anche dal terzo polo. Quindi diciamo si deve andare avanti con l'integrazione. Allora, saluto il neoleghista Nicolò Rocco e quindi no, il punto io accolgo il terzo polista Alessandro. No, scherziamo un po', ma allora il punto è quello che si è sempre detto: finché i numeri sono accettabili, finché il modello funziona per dei numeri certi, è chiaro che l'integrazione è l'unico obiettivo. Il problema è che sono stati degli anni in cui questo, da dei prefetti, dall'allora Alfano, da certi governi, non veniva
considerato. Cioè, ci ricordiamo centri di accoglienza che erano superiori come numero alle cittadine che avevano accanto, ma è integrazione quella, no? Quella è disintegrazione della cittadina stessa. E secondo me il modello in cui i numeri sono sostenibili è l'unico modello accettabile, è l'unico modello. Peraltro io vi dico anche sinceramente una cosa: a me non piace mai parlare di accostare, lo dico sinceramente, quando si dice abbiamo bisogno di gente che lavora e quelli che scappano dalla guerra bisogna accoglierli perché abbiamo gente che deve lavorare. No, se scappano da una guerra vanno accolti perché è la carità cristiana, l'umanità di tutti noi, non c'entra il lavoro. Parallelamente ci sono i flussi per il lavoro che sono un'altra cosa, che sì, certo si sovrappongono, ma non è che sono sempre sovrapponibili, perché se uno scappa dalla guerra non è che possiamo dire allora viene visto che abbiamo bisogno di lavoratori, ma che discorso è? Se scappa da una guerra va accolto per questioni umanitarie. Quindi ecco, non è che sovrapporrei sempre le cose, perché altrimenti ragioniamo un attimo nella storia cosa ha voluto dire questo. Cioè, ce lo ricordiamo quando la Merkel disse sì, noi possiamo accogliere i siriani, solo quelli che hanno queste caratteristiche. Ecco, io in Italia Treviso non la voglio sta cosa, scusate, non è il tipo di accoglienza che voglio io. Ecco, se scappa da una guerra ha bisogno, punto, e avrà un aiuto col cuore che abbiamo noi italiani, noi trevigiani. Se ci sono dei flussi di lavoro, allora va visto per quale tipologie di persone che possono entrare, perché cioè, quale formazione hanno bisogno, ma sono due canali separati. Allora, chiarissimo il messaggio. Vi faccio sentire le parole pronunciate poco fa a Belluno dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, proprio sul caso Piantedosi. Sentiamolo. Io penso che ci siano un po' troppe polemiche. Io vi invito tutti insomma, a fare veramente un passo indietro e cercare di lasciare il campo da quelle che sono, secondo me, discussioni molte volte troppo ideologiche. Lì quello che è accaduto è ovviamente stato un episodio che va sottolineato ovviamente negativamente, ma nella storia. Io credo che si debba ragionare sulle cose fatte. E noi ragioniamo e vogliamo dare risposta agli italiani facendo e dando risposte su cose che faremo. Quindi di fatto, mi pare di capire, Piantedosi chiede una tregua. Penso che destinatari di queste parole siano soprattutto i democratici, con Elly Schlein che è andata all'attacco. Bigon, siete pronti a una tregua? Elly Schlein ha fatto benissimo, le parole sono state pesanti, non certo da ministro. Se poi qualcuno lo può pensare, quello che ha detto all'interno di un bar o comunque di una piazza o tra amici, per carità, sappiamo che l'Italia ha varie espressioni, condivisibili o meno, ognuno ha le proprie idee, ci mancherebbe altro. Piena libertà, democrazia. Ma che lo faccia un ministro, questo non è accettabile, vero? Non è accettabile e non è nemmeno scusabile. Dopodiché la tregua non è questione di tregua, è questione di assumersi un po' la responsabilità. Ma l'ha detto la stessa Meloni, che va chiarita quella frase. L'ha detto la stessa Meloni, che tra l'altro, come ricordava prima il collega, è stata lapidaria nel momento in cui è successo che c'era un governo di centrosinistra. E poi di cosa stiamo parlando? Cose fatte e cose che faremo. Ci dicano quali? Perché noi siamo in attesa di capire quali cose vogliono fare. Allora, da una parte la campagna elettorale è stata saremo forti in Europa e, scusatemi, vero, io finora non ho visto nulla di positivo, quantomeno di così forte. Dall'altra parte dicono vabbè, non partirete, non dovete partire perché se no morite, vabbè, li lasciamo morire là. Ditemi cosa fate o cosa faranno. Ostellari è stato chiaro. Parleranno quelle cose fatte o quelle che faranno. Voglio capire quali sono, perché altrimenti, scusatemi, un ministro che dice una cosa del genere si deve dimettere, ma per responsabilità e per serietà nei confronti dello Stato. Guardate, a me sarebbe piaciuto molto vedere non solo la Schlein o il presidente Mattarella ieri al momento di cordoglio delle vittime. Mi sarebbe piaciuto vedere anche qualcuno, insomma, dello staff della Meloni. O no? Io non credo che fosse così. E c'è anche un'umanità, ma dobbiamo dimostrarla questa umanità. Va dimostrata perché noi abbiamo la possibilità di essere solidali, l'abbiamo la possibilità. Manera cosa risponde? Doveva andarci anche la Meloni, doveva andarci Salvini?
Adesso non facciamo che deve diventare una passerella per vedere chi soffre di più. Dai, adesso non voglio pensare che non ci sia un politico in Italia, una persona che ha dal sindaco di un più piccolo comune a un consigliere comunale che a vedere questa immagine non abbia il dolore nel cuore. Cosa doveva essere una passerella per far vedere che si è presenti? Dai, sono sicuro che la Meloni, il suo staff, qualsiasi ministro ha sofferto questa cosa, guarda, di qualsiasi colore politico lo direi, quindi non facciamo questi discorsi per cortesia, allora se c'eri sei andato per la passerella, dai, siamo anche, ha detto una cosa fuori luogo il ministro, bene, sarà stato il primo a capire di aver detto una cosa, cioè tutti noi qua siamo in televisione, li facciamo gli scivoloni, diciamo delle cose. È grave, certo, però non è da lapidazione. Adesso cerchiamo anche di riportare e di vedere la sofferenza di quello che è avvenuto. Allora. Poi sono d'accordo che certe cose vanno viste e dette in maniera, però adesso non diciamo se non c'eri al funerale allora vuol dire che, perché allora cadiamo su un altro tipo di dinamica che secondo me è quella della passerella, che non è proprio il caso di fare un funerale o all'esposizione di allora le vostre posizioni sono chiarissime. Altro tema, altro argomento, l'autonomia. Ieri la conferenza delle regioni ha dato l'ok alla riforma Calderoli, è un primo passaggio, restano 4 regioni contrarie, le regioni centro-sinistra, ma diciamo che il fronte più caldo è quello dei sindaci, nord contro sud, sud contro nord, fate voi. Partiamo dalle dichiarazioni di Zaia. È un ulteriore passo in avanti verso questo percorso che è stato attivato da questo governo e che ci vede assolutamente responsabili nel dare a questo Paese una visione molto più federalista, interpretare fino in fondo i dettami della Costituzione, ma soprattutto pensare che autonomia corrisponde a responsabilità. Conferma la linea e mostra fiducia Luca Zaia al termine della conferenza delle regioni che ha dato l'ok al progetto di legge Calderoli sull'autonomia. 4 i voti contrari arrivati dai governatori di centrosinistra, Toscana, Emilia Romagna, Puglia e Campania, niente che Zaia spiega così. Comunque non hanno disconosciuto il percorso d'autonomia, ma hanno avuto da ridire sulle modalità. Se l'esito in conferenza delle regioni per certi versi sembra scontato, vista la maggioranza di presidenti di giunte di centrodestra, diverso il clima in ANCI, l'associazione dei sindaci con quelli del sud che fanno scudo, questione territoriale ma anche politica, a pesare ora anche l'effetto Schlein, la neosegretaria del PD che spesso ha espresso forti critiche all'impianto Calderoli, più di quanto fatto dal suo sfidante Bonaccini. Insomma, potrebbe aggiungersi un nuovo fronte. Il rischio c'è, però io credo che lo spirito di responsabilità che caratterizza i sindaci deve portarci ad una riflessione seria e soprattutto sul tema concreto, senza scivolare come è successo anche ieri in qualche episodio, sul concentrarsi solo e esclusivamente sul trasferimento dei fondi, perché potremmo oggi già discutere sul fatto che riteniamo che il trasferimento dei fondi non sia equo e non è di certo per colpa dell'autonomia. Il braccio di ferro in corso, se è vero che in giornata l'ANCI nazionale, guidata dal sindaco Dem di Bari Antonio De Caro, ha presentato alla conferenza Stato-Regioni un documento con varie eccezioni di metodo e di merito, innanzitutto sui LEP. E poi ci sono le province. La stessa conferenza delle regioni ha chiesto un ritorno all'elezione diretta di presidente e consiglio. Ormai è da parte di tutti individuato come il miglior percorso per dare all'architettura istituzionale un ente che dia risposte. Abbiamo visto quanto ha pagato dazio i territori in termini di servizi, in termini di manutenzione su strade e scuole dal 2014 ad oggi, perché la provincia non funziona, bisogna dare la possibilità che torni a funzionare. Insomma, tanta carne al fuoco dal punto di vista istituzionale. Nicolò Rocco, partirei proprio da quest'ultimo punto, perché era stata la riforma del Rio a depotenziare di fatto le province, c'era Renzi al governo. Vanno ripristinate nella loro piena funzionalità anche democratica le province, secondo lei? Nel momento in cui la del Rio era collegata al referendum costituzionale, nel senso che diceva noi aboliamo il livello provinciale, quindi comunità, comuni forti, regioni che si sarebbero rafforzate col referendum costituzionale, Stato, nel senso che si andava verso un modello federale vero in cui il Senato sarebbe stato il Senato delle regioni.
In quella dimensione chiaramente le province diventavano una sorta di casa per i comuni verso l'eliminazione prevista dalla riforma costituzionale. Nel momento in cui non è passata la riforma costituzionale, che sarebbe stata chiaramente anche legata alla Del Rio, o meglio la Del Rio sarebbe stata legata alla riforma costituzionale, effettivamente oggi per come sono le province non funzionano. È sbagliato che i presidenti insomma, lo facciano sostanzialmente in uno spirito quasi volontaristico, così come i consiglieri, così come gli assessori. C'è bisogno di una legittimazione democratica, anche se posso dire tutto sommato lo spirito con cui oggi i consigli provinciali lavorano, quindi è sbagliato che non ci siano grandi risorse, è sbagliato che non ci siano dei meccanismi istituzionali giusti, però lo spirito per cui lavorano come se la provincia fosse la casa di tutti i comuni non è sbagliato, quindi va bene, ripristiniamo le funzioni. Se si ritiene, perché è giusto che un organo debba avere una legittimazione democratica, ripristiniamo anche le elezioni per i consigli provinciali. Mi piacerebbe che comunque la provincia continuasse nel suo spirito, e quindi lì sarà una sfida che sta a tutti i partiti, a lavorare come se fosse veramente la casa di tutti i comuni, perché effettivamente diventa un punto di riferimento su alcune materie. Quindi diciamo o si abolivano del tutto o lasciarle là agonizzanti. No, sicuramente è una soluzione. Scopella, su questo punto e poi sull'altro, sui sindaci divisi nei confronti dell'autonomia. Provincia sì o no? Anche Forza Italia era una di quelle forze politiche che di fatto chiedevano qualche anno fa la soppressione delle province. E ora? No, io credo assolutamente che le province debbano tornare ad avere la loro piena funzionalità e soprattutto ad avere un'elezione diretta da parte dei cittadini. Questo anche per darle una forza politica che in questo momento gli manca, perché spesso certamente i sindaci cercano di fare il buon padre di famiglia, ma questo spesso però porta anche magari a non trovare la vera forza che bisogna avere anche nei confronti della regione o nei confronti dello Stato per portare a casa certi risultati importanti per il territorio. Tra l'altro penso ad una provincia ad un territorio come quello bellunese, dove la provincia è un livello giusto intermedio tra i comuni e la regione, perché ci sono territori davvero molto vasti, pensiamo anche nella regione Veneto, che hanno delle caratteristiche molto diverse, ed ecco che in questo caso le province possono essere degli ambiti ottimali necessari per riuscire a fare la mediazione. Sulla questione autonomia, io credo che i veneti si sono espressi chiaramente qualche anno fa, vogliono l'autonomia, vogliono poter avere una regione che riesca ad avere certamente delle risorse, ma soprattutto ad avere in mano la responsabilità per portare avanti le tematiche. Credo che la Regione Veneto abbia tutte le possibilità per fare bene. Capisco che ci siano anche delle situazioni dei sindaci, forse anche, non so se per ideologia o per paura che possano poi mancare delle risorse, ma che credo che ognuno, se mette al centro la responsabilità nella gestione del bene pubblico, possa essere rafforzato se ha un'autonomia gestionale e decisionale. E Bigon, l'elezione di Eli Schlein alla segreteria del Partito Democratico, che è stata un'elezione dirompente, sposta il dibattito sull'autonomia. Schlein rispetto a Bonaccini è stata oggettivamente molto più critica nei confronti della riforma Calderoli. Lo stesso Bonaccini, tra l'altro come governatore dell'Emilia Romagna, aveva fatto parte dei tavoli con Zaia, Fontana all'inizio, tra l'altro fino a qualche mese fa la convergenza era massima, quindi a questo punto? Allora, da una parte abbiamo avuto l'Emilia Romagna che ha portato quella delibera sull'autonomia, lo ricordiamo qualche anno fa, quando invece il Veneto optò per un referendum. Allora, Bonaccini è sempre stato d'accordo per quanto riguarda l'autonomia, non ovviamente per tutte e 23 le materie, ma in modo tale che ci sia la possibilità di condividere, come dice anche la Costituzione, con il governo centrale quali potrebbero essere le materie da portare avanti in autonomia da parte delle regioni. Sappiamo che con la modifica del titolo 5 comunque già la sanità è in gestione, insomma, alle regioni. Adesso Schlein pone una questione e la pone sulla autonomia differenziata, laddove questa possa discriminare alcune regioni che magari hanno più difficoltà di altre a mettersi al pari. Questo è il discorso. Quindi sono condivisibili entrambi, non sono contrapposte l'una all'altra, ma sono percorsi diversi sulla base di una normativa Calderoli, di cui ovviamente abbiamo visto comunque ieri il voto contrario da parte della Toscana, da parte dell'Emilia Romagna, della Puglia e della Campania, governi regionali di centrosinistra, ma sulla base di finanziamenti per quanto riguarda i LEP, perché noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma nel momento in cui mettiamo dei livelli essenziali di prestazione dobbiamo mettere a disposizione anche quelle che sono le somme. Ad oggi si parla di questi
progetti di legge, ma di fatto in bilancio non hanno messo alcunché a garanzia dei LEP, nemmeno per quest'anno. È vero che il tutto è l'avvio solo e esclusivamente della discussione e tutto viene rimandato al 2024. È altrettanto vero che nel momento in cui un governo crede nella fattibilità di un progetto così importante come l'autonomia, avrebbe dovuto prevedere quantomeno un primo stanziamento, cosa che non è stato fatto. Per quanto riguarda invece le province, guardi, io ovviamente sono in contatto anche con gli amministratori, mi pare più una cosa legata all'indennità degli amministratori provinciali, è questo quello che contestano, perché se noi parliamo dei fondi, ci sono tante province che chiudono i bilanci con degli avanzi, vero? Allora, i fondi per le scuole, i fondi per le materie di competenza della provincia sono sempre stati dati ed erogati da parte dello Stato alle province, per cui insomma ci sono. L'unica differenza che ha depotenziato quella che era l'amministrazione o l'elezione diretta è che all'interno di questi consigli ci sono degli amministratori. Vero è che era legato alla riforma costituzionale, di cui possiamo riprendere in mano visto che questa non è passata, ma credo che sia più legata alla gestione dell'elezione del Consiglio che non al resto. Chiarissima. Manera, ha sentito il suo sindaco Mario Conte nella duplice veste di primo cittadino e presidente dell'ANCI. Si rischia una guerra fra sindaci? Perché di fatto, diciamo, la conferenza delle regioni ha dato l'ok e ci mancherebbe altro, la maggioranza delle giunte regionali attualmente è al centrodestra, ma tra i sindaci non è così, c'è un certo equilibrio tra destra e sinistra, e quindi come se ne esce? Allora secondo questa visione possiamo sostenere che il centro-sinistra è antifederalista e il centrodestra è federalista, perché rispetto a quello che ci diciamo è così, perché se le giunte regionali hanno dato un certo abbrivio solo quelle del centrodestra e la Schlein appena insediata ha iniziato a dire io non ci credo a questa cosa. Però attenzione, devo fare un attimo giusto, diciamo alla riforma Calderoli, non all'autonomia. Sì, però qual è allora l'alternativa è sempre quella che non presentano, no? L'alternativa è sempre quella che non presentano. Hanno fatto 4 governi di centrosinistra, hanno sempre un'alternativa e non presentano di seguito. Allora potevano farlo, sì, non l'hanno fatto. Questo è il modello che il centrodestra ha proposto con Calderoli. Cioè è sempre un modello che loro pensano sia migliore, però quando sono al governo non lo fanno. Anzi, bloccano normalmente quello che viene fatto o proposto al centrodestra dalla minoranza, perché hanno sempre il modello migliore che non è mai proposto. Potevano farlo, sì, non l'hanno fatto. Questo è il modello che ha proposto il centrodestra. Io non entro sulla legge, non la conosco neanche così bene, se qui ci sono dei legulei che sanno benissimo com'è questo documento, però loro hanno sempre in testa una cosa diversa rispetto a quella che fanno gli altri, e questo è interessante perché non la propongono poi. Io vorrei dire una cosa, ecco, questo io mi ricordo quando è stato il referendum e più volte qualcuno di noi ha sostenuto che molti del centro-sinistra sono andati a votare per mettersi la foto su Facebook alle 7 quando il referendum era già stato approvato dalla maggior parte, anzi da quasi la totalità dei cittadini veneti. Ecco, è interessante che poi dopo un po' di anni viene fuori qual era il vero spirito del centro-sinistra riguardo a questo. Per quello che riguarda la riforma del Rio, io sono completamente in disaccordo, scusatemi. Allora, cosa è successo? Praticamente è giusta la ricostruzione che ha fatto Nicola Rocco, cioè io compro la casa sperando che vinco il casinò. Cioè hanno abolito le province sicuri che avrebbero vinto il referendum. Ma che razza di modello è? Ma diciamo, che razza di modello non è? erano state propriamente abolite, erano state depotenziate, sì, diciamo. Ma scusate, ma allora parliamo dei cittadini che vanno a votare. Ma sarà giusto che i cittadini possano votare il loro presidente della provincia e non devono farlo degli amministratori eletti per delega? Ma è una cosa così, la democrazia. Bigon, mi dica Bigon, scusi, non l'ho chiesto a lei, favorevole o contraria al ritorno della elettività delle province? Ma guardi, la discussione può essere aperta, ci mancherebbe altro, il potenziamento va sicuramente rivisto sotto certi punti di vista, ma che non vengano a dire che la questione non è semplicemente del problema anche dell'indennità del Consiglio, perché sapete perfettamente che nel momento in cui noi mettiamo degli amministratori, questi al di là del presidente della provincia è l'unico a prendere l'indennità, gli altri no. Io ho sentito tante lamentele su queste, è evidente che l'amministratore che governa il sindaco all'interno prende un'altra indennità, per cui c'è
c'è una legge che vieta la doppia indennità per chi è già amministratore, ed è questo l'aspetto. Dopodiché possiamo dire tutto il contrario di tutto, ma che non dicano che non è questo aspetto prima di tutto, e poi perché tra l'altro la riforma è stata fatta perché tanti non andavano a votare, ricordiamocelo che tanti non andavano nemmeno a votare per la provincia e avevamo veramente questa difficoltà. L'altro aspetto che non vengano a dire che mancano le risorse, perché ho visto dei bilanci con delle riserve o quantomeno con delle risorse non ancora destinate, quindi non è questione di bilancio, assolutamente. Poi mi permetta, visto che mi ha ridato la parola, vergognoso quello che è stato detto, vero? Perché non è questione di autonomia, non abbiamo fatto niente, a parte la proposta boccia che era stata fatta, primo. Secondo, in questi anni c'era anche la Lega, e questo progetto che è stato presentato, il collega dice di non averlo letto, e per carità non è che l'abbiamo qua davanti, visto anche quello che è stato presentato ieri, però è vero anche che rimanda la discussione a quella che è l'aspetto parlamentare, quindi non è nemmeno una legge quadro, perché questa prevederebbe quantomeno un finanziamento, cosa che non è stato fatto, per cui è il nulla. Manera, 10 secondi, poi vado in pubblicità. Sì, no, io guarda, ho sentito delle cose, allora, che i politici viaggino sull'indennità, guarda, mi sembra una cosa, ecco, che non so, forse io ho un'altra idea della politica, abbiamo due idee della politica diverse, però io dico anche una cosa, onestamente, ma secondo voi, con la difficoltà che c'è, può fare il presidente della provincia al giorno d'oggi, il sindaco di un comune, il presidente della provincia, gli assessori che hanno la delega però fanno politica anche da un'altra parte? Ma non è solo quello, è questione di tempo per far bene le cose per un territorio molto vasto che ha bisogno di essere presenti, ma è questo il problema, ed è inutile. La riforma del Rio è stata, guardate, citerei Fantozzi per dire cos'è stata, quando parlava della corazzata Potionchi, è stato quello, bisognerebbe chiedere scusa per quello che ha fatto Del Rio, perché aveva venduto la pelle dell'orso prima di averlo preso, perché era convinto di vincere il referendum. È stata una stupidaggine, diciamocelo francamente. Allora, le Manera, che avevano potevano essere gestite come prima. Scusa, no, Del Rio, il ministro Penegono deve chiedere scusa agli italiani, che si vergogni, lui deve chiedere scusa. Grazie. Allora, Bigon resta con noi, Manera so che deve lasciarci a un impegno, quindi Bigon, Rocco e Scopel restano con me fra pochissimo. Pubblicità. Di nuovo in diretta, procediamo per centri concentrici, no? Siamo partiti dalla grande emergenza, dal grande fenomeno migratorio, poi l'autonomia con tutte le novità delle ultime 24 ore, adesso le questioni più amministrative vicine ai cittadini. Ieri sera abbiamo aperto il nostro telegiornale di Treviso perché ha fatto molto scalpore la notizia della chiusura della proseccheria I Soffioni in centro a Treviso. Affitti troppo alti, caro bolletta, e ovviamente si è aperto il dibattito. Così il titolare Paolo Lai. La nostra scelta è stata una scelta sofferta ma dovuta, visto essendo imprenditori, pertanto dobbiamo ragionare su quello che realmente sono i numeri. Il 2022 è stato un anno molto difficile dopo diversi anni legati anche precedentemente al Covid, che ci hanno portato a fare una scelta ancora periodo di ottobre di rinunciare a questo locale in Piazza dei Signori. Piazza dei Signori da fine marzo perderà un altro locale. Dopo la chiusura 11 anni fa del Biffi, anche la proseccheria I Soffioni abbasserà per sempre la saracinesca. La loggia dei 300, storicamente luogo di ritrovo dei trevigiani, attirati proprio dai locali che animavano l'area, è quindi destinata ad ospitare un altro spazio vuoto. Affitti troppo elevati e gli aumenti dell'utenza alla base della decisione. Bollette del gas triplicate e quelle dell'energia elettrica raddoppiate, senza dimenticare i rincari delle materie prime. Tutti i costi derivati dall'aumento di luce, acqua e gas e non aver trovato un incontro con la proprietà ci ha portato a una scelta, diciamo, definitiva. Una decisione non certo facile per Paolo Lai, costretto a chiudere al momento in un cassetto il suo sogno di realizzare qui un progetto di valorizzazione del territorio. La nostra esigenza è riuscire a fare una tipologia di proposta che era quella legata al mondo del prosecco, che ringrazio anche moltissimo il consorzio che in questi anni ci ha sostenuto e aiutato, però ad oggi logicamente dobbiamo anche continuare a mantenere e pagare i nostri dipendenti e dargli la serenità lavorativa.
Un pezzo di Treviso che chiude, che se ne va schiacciato da quello che sappiamo, da quello che stiamo un po' tutti vivendo, caro bolletta, caro affitti. Tra l'altro proprio il tema degli affitti che sta animando già questa campagna elettorale in vista delle comunali 2023. Rocco. Il problema degli affitti è un problema che riguarda sicuramente gli esercizi commerciali, riguarda anche il tema casa e quindi il tema dell'abitare. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali bisogna essere estremamente onesti, un'amministrazione ha un potere contrattuale estremamente limitato e ha pochissima possibilità di intervento. Però 3 proposte diciamo concrete, al di là del tavolo con i proprietari che va sempre bene, 3 piccole proposte concrete che forse possono aiutare vanno messe sul tavolo. Allora, la prima è sicuramente diciamo, quella di provare a immaginare dei distretti diciamo nel commercio si dice da una vita, però immaginare dei distretti potrebbe anche significare dare una mano a chi vuole investire, perché attenzione, c'è un tema, al di là di chi se ne va, oggi il problema affitti a Treviso impedisce anche a chi vuole investire di venire a Treviso, perché ci sono investitori che vorrebbero venire a Treviso per aprire delle attività commerciali e non lo fanno perché nel loro business plan gli affitti sono troppo alti, anche con l'adeguamento Istat che è aumentato insomma del 10%. Per cui, primo aspetto, provare a disegnare la città cercando di capire qual è il fabbisogno per area. Un secondo aspetto invece riguarda i plateatici, nel senso che sui plateatici c'è stata inizialmente una riduzione prima del Covid, oggi c'è il problema per quanto riguarda i parcheggi e quindi l'amministrazione potrebbe provare sui plateatici almeno a scontare la parte che riguarda i parcheggi, per cui sì, paghi la tassa di occupazione di suolo pubblico, però sul parcheggio, soprattutto magari in determinati giorni, in determinate fasce orarie, cerchiamo noi di garantire come comune. E il terzo aspetto che è sollevato da tutti i baristi, da chiunque abbia un locale a Treviso, è il tema di Contarina, cioè sull'aspetto diciamo rifiuti c'è stato un aumento esponenziale perché sono diciamo, gli esercenti che devono pagare gli accorredi, sono gli esercenti che anche se riducono la parte di secco hanno delle spese molto alte, per cui noi sugli affitti possiamo fare ben poco, se non tavoli, se non proposte che ho sentito tipo aumentare l'IMUS e dopo un tot di tempo l'immobile è sfitto in determinate caratteristiche, ma insomma sono abbastanza complicate, però su 3 diciamo, piccole proposte secondo me l'amministrazione può provare a entrare. E Bigon, il governo Meloni sta facendo abbastanza su questo, sul caro bolletta, sull'inflazione galoppante, insomma è il problema di tutte le famiglie. Elly Schlein da qualche giorno ha lanciato le sue controproposte in tema di precarietà, di lavoro, di ritorno al potere d'acquisto. Si può fare di più? Noi dobbiamo fare di più. Abbiamo una media di stipendio di 1.400 euro per 8 ore. Siamo i più bassi a livello europeo come stipendio di circa un 20%. Abbiamo un rincaro della vita molto molto elevato. Certo che si deve fare di più, altrimenti non c'è più possibilità. Abbiamo 5 milioni di poveri, dichiarati poveri in Italia. Sappiamo perfettamente che solo nel nostro Veneto, che è ricco, una persona su 10 rinuncia ormai alle cure. Una famiglia su 4 non riesce a pagare una spesa straordinaria di 800 euro e siamo in Veneto. Figuriamoci a livello medio italiano, dove magari la situazione in certi paesi è ancora peggiore. Quindi dobbiamo assolutamente fare di più, altrimenti la vita non è più possibile. Abbiamo visto 40.000 giovani laureati negli ultimi anni solo nel Veneto che se ne vanno, questo è un chiaro indicatore. Allora ci preoccupiamo di chi arriva, ma non ci preoccupiamo di chi va via, e vanno via i migliori, quello è il problema, quelli che vogliono lavorare, quelli che vogliono comunque avere un futuro. Noi dobbiamo dare un futuro a questi giovani e dobbiamo partire anche dallo studio. Guardate, abbiamo un problema di bollette care, ma anche di affitti cari, anche per quanto riguarda le università. E parliamo del Veneto perché tante borse non vengono nemmeno assegnate nonostante il diritto di averle, e nel momento in cui si laurea se vanno via, ma non solo i laureati, vero? Vanno via anche tanti altri giovani, 40.000 in Veneto negli ultimi anni, questo è un indicatore chiaro e preciso, dobbiamo fare assolutamente di più. E prima il sindaco Scopel parlava appunto di giovani, di inversione del trend soprattutto in montagna. Quello che diceva la Bigon si ritaglia benissimo sulle dinamiche montane, sulla fuga dei giovani dalle terre alte.
Sì, diciamo che io credo che comunque un giovane che vada a fare altre esperienze sia certamente arricchente e anzi in qualche maniera possa essere un percorso che deve fare, insomma, anche per arricchire poi il nostro Veneto, la nostra nazione Italia. Certamente si pone poi la difficoltà nel vederli tornare, questo perché ci sono effettivamente delle difficoltà, che sono le difficoltà di andare a comprare una casa, la difficoltà di avere una retribuzione adeguata a quelle che sono le competenze, e su questo dobbiamo cercare di riuscire a dare una risposta. Credo che solamente facendo questo, ad esempio nel bellunese, potremo vedere un'inversione di tendenza. Oltre a questo, naturalmente nel bellunese ad esempio mancano certe volte i servizi, per servizi penso alle infrastrutture stradali, arrivare da una vallata ad un'altra certe volte ci vuole più di un'ora, pensiamo chi scende dal Cadore magari il sabato e la domenica, la difficoltà di avere una sanità di eccellenza vicina, quindi sono tutte tematiche che portano ad allontanare le persone, a pensare di mettere radici in certi territori. Malgrado dobbiamo fare in modo che questi territori possano tornare a vedere un'inversione di tendenza. Attraverso cosa? Attraverso una qualità della vita che certamente esiste ed è quella sulla quale credo, soprattutto dopo il Covid, possiamo e dobbiamo investire. Quindi diciamo non solo azioni da parte del governo, ma anche azioni poi mirate sui territori. Lei prima ha citato anche la legge quadro sulla montagna, che tra l'altro poi deve essere risolta a livello centrale, ma che ha poi ricadute specifiche sui territori. Tra l'altro proprio in questo minuto mi verrebbe da dire Andrea Penzoiello, che lei conosce, è già presidente di Veneto Imprese Unite e suo supporter alle comunali, ha postato un messaggio proprio sulla questione degli affitti e dei costi di gestione insostenibili a Treviso, dicendo che per l'appunto bisogna cambiare marcia e che la supporta in questi mesi di campagna elettorale. E concludo con lei, Rocco, perché insomma Treviso, gli occhi della politica sono puntati su Treviso, anche ovviamente su Vicenza per le comunali 2023 e insomma vedo che la dialettica in questi giorni è molto vivace tra lei e il candidato di centrosinistra Denardi. Nei giorni scorsi ai nostri microfoni Omar Bau, che è coordinatore provinciale del Terzo Polo, ha detto a Denardi: la Schlein è troppo di sinistra, sintetizzo, vieni con noi, perché insomma il tuo progetto riformatore non può stare in piedi con la Schlein. A sua volta Denardi ha ribattuto dicendo: no, devi essere tu, Rocco, che vieni con me per portare il tuo valore aggiunto di riformatore. A questo punto che si fa? Ma guardi, io sono stato un po' anche colpito dalla sua risposta. Io mi sto concentrando sui temi amministrativi, ma credo che la proposta che ha fatto il Terzo Polo fosse una proposta politica. Cioè, si prende atto, Denardi non si è mai riconosciuto nella sua coalizione, non va a votare alle primarie del PD, non gli piace il PD, ogni volta che gli si dice che è il candidato della sinistra se si arrabbia, si strappa i capelli. Nel momento in cui vince la Schlein, mi sembra, già vanno a votare poche persone. Se vogliamo che le persone tornino a votare, mi sembra giusto che la sinistra abbia un suo candidato in linea con quello che hanno detto le primarie del PD. Una persona fresca, radicale, si può dire tutto quello che si vuole sulla Schlein, però è un candidato identitario di sinistra. Denardi è un buon imprenditore, una brava persona concreta, viene a fare, diciamo, insieme a me il polo moderato e lascia fare alla sinistra le battaglie radicali e ideologiche. Noi invece sfidiamo veramente Conte sul futuro della città. Lui ha scelto di fare il capo della sinistra trevigiana e gli faccio veramente i migliori auguri e continuerò a confrontarmi soprattutto con Mario Conte, che è il candidato sindaco uscente, sui parcheggi, sulla viabilità, insomma sull'idea di città. Parliamo di temi amministrativi. La sua, Rocco, è quasi psicologia politica, mi verrebbe da dire. No, ma era un invito veramente fatto dal cuore. Allora, Bigon, le chiedo proprio in 10 secondi, dovrei chiudere, ma in 10 secondi, il PD sta andando troppo a sinistra con Elly Schlein, se non sbaglio lei era bonacciniana, ma come andrà a finire nel PD? Troppo a sinistra?
Ma una capacità che dovrà avere la SLAIN è quella di tenere unito il partito. Il Partito Democratico ha una caratteristica che altri partiti non hanno, che hanno due anime al suo interno, una moderata e anche in parte ben cattolica e l'altra sicuramente di sinistra, di provenienza ovviamente anche dai DS, da quello che era il partito più a sinistra, che si è unito appunto all'ex Margherita e Popolari. Allora, sulla base di questo io credo che dovremmo chiedere alla SLAIN quella sintesi che è necessaria per tenere unito il partito, cosa che io, conoscendo Bonaccini anche per storia amministrativa e soprattutto per carattere, personalità e anche autorevolezza, ho appoggiato e lo appoggio. La SLAIN mi auguro che sia in grado di fare questo, questa è la sua grande sfida. Grazie Anna Maria Bigona, Partito Democratico, grazie Nicolò Rocco, Terzo Polo, grazie davvero al sindaco di Serendario Scopel, coordinatore provinciale di Forza Italia, lo abbiamo avuto tante volte via Skype, oggi è finalmente qui in studio con noi. Allora, finiamo qui questa prima edizione, avete visto tanti fatti di giornata, il racconto della donna rapinata a Refrontolo, di questa commerciante ottantenne, ve l'abbiamo così fatta sentire in diretta con la nostra Daniela Sizzia, e ancora il caro inflazione, la giornata importante sul Mose con l'intervento, con il passaggio di consegne dall'esercito al Consorzio Venezia Nova per quanto riguarda il sistema di gestione delle paratoie del Mose, e poi appunto l'incendio di Sossano. Le operazioni sono ancora in corso, come avete visto ci sono tanti uomini e mezzi sul posto in questa azienda tessile del Vicentino. Questa mattina le fiamme sono state davvero alte, sono state viste anche dall'autostrada, insomma tanti fatti di giornata, anche i fatti amministrativi e politici. Ma noi ritorniamo in diretta come sempre alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, alle 19 Venezia Mestre, 19:30 Treviso con Belluno. Ringrazio dalla regia Alessandro Granziera e Francesca Pezzo, a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.